Metto sul gruppo un altro screenshot che c'è ufficialmente anche il Ricky99. Eccolo, è arrivato. Attenzione. Xiaomi che? Benvenuti in questa siamo. nuova puntata di Xiaomi. Aspetta, scusa, vai. vado con la sigla, vado con tutto? Sigla. Vado con la sigla. Vai. Oh, benvenuti mi fan Friuli Venezia Giulisti, mi fan venetisti, sto andando velocissimo e non solo mi fan di tutta Italia. È Osteria Live Reaction Xiaomi Mi 11. Abbiamo appena sentito la nostra 8-bitosa sigla del mitico Kevin MacLeod, la Pixel Picker Polka, e siamo pronti per commentare, elogiare, massacrare, ridere, deridere, omaggiare, magnificare la presentazione del Mi 11. Ma prima, cos'è Osteria? Sarò velocissimo perché sto iniziando, quindi mi devo sbrigare. Cos'è Osteria? È la taverna digitale, l'osteria elettronica dove un gruppo di amici possono parlare di cose nerd e geek, in particolar modo del nostro amato brand Xiaomi, senza stress, senza peli sulla lingua, senza timori, senza zucchero e senza olio di palma. Chi siamo? Io sono E Greg, senza 5G. Bravo, perché fa male. Chi siamo? Io sono Greg, presidente del Mi Fan Club del Friuli Venezia Giulia, e vado velocissimo. Con me c'è Davide, presidente del Mi Fan Club del Veneto, al quale dopo passerò la brocca. Siamo due osti ubriaconi di tecnologia come voi. Abbiamo questa osteria perché ci piace bere e parlare con gli amici. Punto. Con noi ci sono i nostri amici. Bere. Esatto, e non solo finto, cioè. E con noi ci sono i nostri amici e colleghi di avventura, mi fan come voi, che dopo presenteremo. Le regole? Non ci sono regole, siamo in un'osteria, anzi in una osteria, quindi basta essere educati, non accavallarsi e ricordarsi che in osterie non si fa credito e non si fa servizio al tavolo. Ricky, aggiunge qualcosa? Non aggiunge nulla? No, di solito dicevi non sparare al pianista. Telegram è sulla mia community, che vi ricordo che è c.mi.com. Passo la mia brocca velocissimo al mio socio, amico e cugino di regione, Davide. Buongiorno a tutti, buongiorno, siamo qui riuniti in questa nuova puntata di Xiaomi, di presentazione del Mi 11. Parlo lento perché devo recuperare il tempo che Greg ha recuperato. Cioè, sono andato velocissimo e tu sei andato lentissimo. Come funziona? A me stava venendo un cardiopalma. Compensazione. Allora, io direi di abbassare anche il volume della... Ma in questo momento tu cosa stai streamando? Scusa per capirci. Stai streamando quello di... Lo possiamo dire? Non stai streamando più quello di prima, giusto? No, sto streamando quello di prima. No, noi vediamo quello di... Di Gizzina. Ho sbagliato, scusate. Siano. Sei un malefico. È questo qua. Malvagio. Là. Esatto. Che dovrebbe essere quello official, giusto? Esatto, sì. Questo qua, scusate, ho sbagliato. Official. Vabbè, ricominciamo. Benvenuti in questa nuova puntata di Osteria. No, faccio un attimo io allora sigla? No, scherzo. Allora, con noi abbiamo Gallu, il buon Nicola, poi abbiamo Ricky99, poi abbiamo Toraz. Buonasera a tutti. Oh yeah. Poi c'è Greg e poi appunto c'è Davide. Per il momento ci siamo questi quattro sfigati. No, scherzo, questi quattro. E dopo il video sta andando, giusto? Siamo online? Sì, siamo online. Se vuole posso anche trasmettere su Facebook. Siccome non vedo assolutamente nessun movimento sul palco, creano suspense, creano hype. Ma su Gizzina c'è qualcosa invece che si muove o siamo solo noi che siamo fermi? No, non lo so, non posso fare. Aspetta, controllo, facciamo così. Guarda. Ma sì, puoi farlo, dai. Tanto poi registrerò tutto. Si taglia. Esatto. No, non taglio niente, fai un lavoro immane. Oh, mi raccomando, poche parolacce o anche niente. Se no poi devo bippare tutto, grazie. Beep. No, ok, sono... Non dovevi dirlo, Greg. Guarda, si sta muovendo la fotocamera di Luang Le, che conosco, che abbiamo fatto le elementari insieme. Praticamente in questo momento vediamo una scritta 11 con questo foulard mosso dal vento in qualche parte. Esatto, dai, ma facciamo un giro, facciamo parlare a giro tutti. Sì, in ordine di apparizione. Quindi tu, Davide, non ci sei, scherzo. Allora, Nicola, tu cosa ti aspetti da questo Mi 11? Ma
io mi aspetto fotocamera sotto il display. Proprio così, Ah, pam. ok. Eh, Intanto un modello o due modelli, cioè tipo Mi 11 Pro, sicuro Mi 3. 11. Sicuro 3. Fanno E anche l'11, uno l'11 faccia Attenzione. Pro sorpresa. e il mini Ma o l'SE. attenzione, in questo momento c'è il lancio ufficiale. Stiamo vedendo il musica. flash LED che io spero dopo che riusciremo a mettere nella puntata video, perché faremo una puntata video di questa puntata. Quindi in questo momento ci sono giochi di luci laser, ci sono tutto il pubblico praticamente sarà cieco dopo questa presentazione. O avrà gli attacchi di epilessia. Esatto. se Ma attenzione, hanno contro la gente. rovescia. Chissà se Ri- la Ma gente i numeri sono in Va. inglese. Ena. Yes. Oh Dio, la Xiaomi, sigla, la anzi, potremmo mettere- suoneria. Esatto. No. Ma si sente la suoneria sul video? Sì. Sì, sì. Allora, ciao a Metto degli tutti, applausi. benvenuti. Io traduco ovviamente per i nostri amici. Vorrei si dirvi faccia che anche un- siamo qui nel 2020 quando abbiamo presentato questo mitico, cos'è, il Mi 10T, 2 mesi sì. fa, e siccome noi siamo sempre, sì, siamo sempre innovativi, volevamo presentare prima della fine dell'anno insomma, un nuovo dispositivo che vada oltre il Mi 10 Pro, il Mi 10 e il Mi 10T. Intanto un attimo di una standing ovation, stiamo parlando del boss dei boss in questo momento. Lui, chi è? Nick o Ricky, dai. Boh. Lei Jun. Ma Lei grande. Ah, È ma in proprio realtà lui, non è il lei. Mi 10, è il Mi 10 Ultra quello a destra. Il Mi 10T Potrei fare anche una Ah battuta. sì, che ha tutta È la proprio roba. lei giù, non so se avete capito. Vabbè. Che vergogna. Allora, in questo momento c'è una scritta in cinese che io parlo benissimo, lo diciamo perché non era prima collegato. Sia io che Davide parliamo il cinese e sappiamo leggere anche il labiale cinese. Esatto. E in questo momento c'è una scritta che dice scemo chi legge, famosissima. Per fortuna sto solo Quindi Ah, solo io e Davide. Esatto. E in più stai perculando tutti gli spettatori dicendo chi legge il cinese è un Esatto. figlio di buona mamma. No, Insomma, dai. Quindi mi stai dando il razzista, no? sì. Allora, Toraz potrebbe fare di meglio. No, io faccio un razzismo. insomma, tra qua le- stiamo elogiando, comunque, vedi, sta elogiando praticamente le... Sta facendo i rasponi. Esatto, su Esatto. Non come va- dire, siccome questo device era al top, noi non possiamo stare fermi. Dobbiamo presentare 2 serie, una successiva all'altra, nello stesso anno, perché aspettare l'anno prossimo non ci va bene. Poche parole, E state no? attenti perché anche durante la notte potremo presentare un nuovo Esatto, dispositivo. esatto. Qua dicono, guardate come siamo riusciti a incastrare batteria, SIM e 4G, processore. 5G. PA, Il quello di 5G. Palermo, il 5G di PA. Esatto. Ah, E 4G Faccio- invece sono 4 crocchette di Esatto. patate, con quale puoi Ma poi- friggere tramite il 5G comunque, vorrei dire. Metti là vicino 2 Buono. telefoni. Qua dicono, guardate come sono belle queste fotocamere rialzate che non servono a nulla. Il 120x non utilizzerai nemmeno Ah per no, fotografare. fermi. Al di là delle stronzate, qua stai dicendo che c'è la zoom a 120x. Però questo era il vecchio, cioè il vecchio. No, è uscito l'altro ieri, l'Ultra. però sì. L'Ultra. E È il Mi l'Ultra. 10 Ultra, sì. Sicuro? Concetto- Sì, 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 il Mi 10 Sì. Ultra aveva Sì, già sì. il 120x. esatto, sì. Praticamente Il tu Mi puoi 10 dire, tu puoi Ultra stare... era il telefono dei 120 Hz, 120 watt e 120x. Esatto. 120 di peso se lo Esatto. compri a Natale. Ah, Ti dicono che tu puoi quello- stare a casa tua e fotografare la vicina che si sta spogliando a 120 metri da casa tua, praticamente, no? Che sei un po' Hai provato, sboccato. vero? Niente, ho fatto le cose della battuta. E niente, quindi in questo momento sta dicendo che c'è il carica... Scusa, ma stai vedendo la presentazione del Mi 10T Ultra? No, cos'è, dell'Ultra oppure del Mi 11? No, 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 c'è, vedi, non leggi piccolo riso 11 2021 sotto. Piccolo riso, amore mio, ma sei fenomenale. Mi fai venire la pelle d'oca quando vedo. Qua che dicono, sai guardate veramente come siamo leggere il stati cinese. potenti nel scalare le montagne. Prima ci mettevamo solo 7,5 wick, dopo 10 wick, dopo 20 wick. No, vedi che sbagli. Quelli Ah. sono W sta per whisky, 50 bicchieri di whisky, 30 Ah, bicchieri di whisky. sbagliato. Non sono i bat, cose così. Ah, ok. Niente, ok. come vedete dietro a questo telefono c'è un KFC, c'era scritto, non era NFC, quindi c'è un KFC. buono da spendere su KFC. Esatto, e queste invece sono le industrie dove praticamente sfruttiamo i bambini per produrre i cellulari. No, sta cosa la devo censurare per forza, perché l'hai detta?
Vabbè, Metti un bip. vabbè. Non mi seguirò 2 ore di diretta per poi montare, te lo dico. Quindi è one shot, one kill, attenzione. Ok. Va bene, allora rettifico. Questi sono i laboratori dove facciamo La pizza esatto, la pizza napoletana. cinese, la famosa pizza cinese che è famosissima in tutto il mondo. Chiamata È una Napolè. pizza... Esatto, infatti c'è scritto, vedi là c'è scritto? C'è scritto, che c'è scritto? C'è scritto Shenzhen Pizzeria. No, in realtà il secondo, è il secondo ideogramma è il Vesuvio che erutta. Esatto. Io qui ci sono stato, lo voglio dire, lo ripeto, questo qua è il quartiere generale Xiaomi. A Così, Pechino? volevo vantarmi di questa cosa, sì ci sono stato, ma mi hanno cacciato fuori. Lo dico, Ti hanno detto L'ho visto- torni quando sarà presidente del mini fan club Esatto. Friuli Venezia Giulia. Però sono riuscito a entrare nel quartiere generale OnePlus, insomma, un giorno Challenge vedevo accepted. il Qua ti link. dicono che praticamente tu sei povero perché io sto vivendo in un loft fatto di luci mentre tu sei rinchiuso in casa. Guarda, fanno vedere come fanno le prove multitouch, ma eccolo, Ma- già si è intravisto, è proprio Ma- lui. È lui, dai, è lui. È lui o non è lui? Ci sono milioni di server collegati ad ogni singolo telefono, ogni singolo Mi 11. Qui è come fanno la Nutella in Cina. Qua è lo specchio ribaltabile, così ti puoi vedere bene. Oh, che figo, c'è il caleidoscopio per le foto, questa è la stanza, quella lì per provare l'acustica, oppure come friggere il cervello della gente. Col 5G. Qua è la discoteca epilettica, se vuoi. Questa è Ha la tutto in scienza. sto posto, insomma. Sì. Il Battery Lab c'è scritto una volta, la possiamo dire. Ma che tecnologie vecchie utilizzano ancora il lettore delle diapositive, quelle piccole, non so se ve le ricordate. Quando alle elementari, guarda, vedi, la metti e viene proiettata. All'asilo. Ti permetti Esatto. di dire che è una cosa vecchia su Xiaomi, cioè una cosa avanzatissima, si usa qualcosa di... guarda qua dove mettono i mi piace finti su Instagram. La cantinetta di Galeazzi. Esatto. Ok. E questo è fatto al computer di sicuro, i mattoncini Lego. Sei forte. Pubblicità. No, scherzo. Adesso qua dice che al Cilio 123 trovate questa cosa qui e qua ci sono i titoli di coda di questa presentazione che abbiamo Sì, visto. finito. Ciao. Esatto. Ciao, ci Alla vediamo domani. prossima. Infatti vedi c'è una persona che si chiama PC Panel Optical Lab, un altro che si chiama Audio Room, un altro che si chiama... Ma è già finito praticamente. quel video costa un sacco di soldi. Tu che critichi, non lo so, che usano tecnologia vecchia. È tornato Lei Jun sul palco, vestito veramente figo, con questa giacchetta di H&M e no, jeans. scherzo, dai. E il jeans recuperato in discarica. Sì, è un po' vestito casual, però dai, è fighissimo. Sapete che è l'uomo dell'anno, se non sbaglio, in Cina. L'uomo dell'anno 2020, Lei Jun. Questo dolce vita. Sì, bello questo sbadiglio online, complimenti Davide. No, non è vero. No, era solo allora una... Era solo... Intanto Toraz ci può dire, io vi metto in mezzo ragazzi, Toraz ci può dire che lui ha conosciuto Lei Jun, se non sbaglio, Sì, proprio è stata- a Marghera. Sì, è stata un'esperienza unica, irripetibile. Abbiamo mangiato insieme degli spaghetti allo scoglio buonissimi al ristorante da Luigi. Non ho nulla da aggiungere, mi ha regalato un telefono. Sì, perché lui invece di dare i libri, come si chiama, i biglietti da visita dà telefoni. No? Esatto, però E secondo il me era 50% un delle Mi azioni One. Xiaomi. No, un Mi One, era un Mi Xiaomi Go. uno. Esatto. Qua stanno facendo... Ah sì, scusa, No, no, niente, di è così un'esperienza importante. bellissima e basta. Ho capito. Ma Ma non capisco se sì. hanno portato quella macchina sul palco o lui che è stato praticamente teletrasportato nella fabbrica. No, è miniaturizzato, lui è Ah, stato ok, miniaturizzato ed è lì piccolissimo di fronte ok, a questa ok. macchina. Oppure la sua area reale altezza. È un Ma anno stiamo da parlando- giardino. Ma ricordiamoci sempre che stiamo parlando di Sua Altezza Lei Jun, quindi è massimo rispetto, che è colui che paga tutti noi, sto scherzando perché non riceviamo una lira. E niente, Magari. hai capito? In questo momento sto dicendo che lui sta al 2143 di via, cioè la via, non posso ripeterlo,
e abita lì. Se qualcuno ha un problema o qualcosa, insomma, non ci sono problemi, lui è disponibile a spiegare il tutto. E niente, io sarei curioso di sapere che scarpe ha, perché sono delle scarpe, saranno Xiaomi. Sì, dai. Quelle che ti tengono il So, passo. siamo tipo quelle finte Nike, no? Quelle che ti tengono il passo, col contapassi integrato. Ah, esatto. Comunque c'è una Mi Band 5 lei Jun. E se ce l'ha lui... Sì, Beh, mi spaventavo se avesse avuto l'Apple Watch. Oh, Ti sai immagini? com'è? Chi era la tizia che faceva la pubblicità di Android e poi aveva postato le cose Al su Gadot. Twitter con... Sì? Lui? Mhm. Ah, lei? Lui? Sì, sì, No, sì. lei, scusa. Un attimo di... Va bene. Niente, qui stiamo vedendo appunto l'immagine di test di laboratorio dove c'è un uomo cinese a cui hanno sportato occhi e faccia. Qua E quindi appunto è si dove- serve della tecnologia dei cellulari per capire. Esatto. Questa è la Per- cantinetta di Andrea Galeazzi. Praticamente utilizza il sonoro dei cellulari per sviluppare l'udito, così da individuare il cellulare che sta squillando, insomma. Esatto, vediamo alle spalle la cantinetta con Andrea Galeazzi, Andrea. poi questo qua invece è Ah, l'ingresso. Questo qua invece è l'ingresso del condominio di pizzeria? Daejeon. No, del Ma no, condominio, della perché è pizzeria. 123. Ah, scusa, allora della pizzeria. Mi È sbagliavo. pizzeria, perché ha detto che il secondo ideogramma è il Vesuvio che erutta. Ah, è vero, il Vesuvio che erutta. Che eruttava, perché Il erutta secondo, adesso. il terzo è una persona che corre a cercare riparo. È vero, c'è la faccia. E guarda, l'altro invece è uno che fa È, la la pipì qua- in è, piedi. è il quinto, è una casa. No, ah sì, però e quindi c'è uno che fa la pipì in piedi vicino a una casa. Nonostante ci sia un albero in Attenzione fondo. ragazzi, Attenzione, attenzione, c'è scritto attenzione. sul nostro mega Il primo YouTube. cara- 12. Esatto, adesso verrà molto probabilmente... Questo è lo Steve Jobs della Xiaomi, No, non vedi col dolce ti prego, vita. leggi le cose come stanno. Lui si chiama Flanco Nelo, in questo momento è salito sul palco. Perché stiamo prendendo questa piega super razzista? Togliamola, dai. Insomma, è salito lui vestito identico, non scherzo, identico a Lei Jun, solo un pochino più chiara la maglietta, ma poi No, non ha vestito la dolce uguale. vita. Appunto, sì, era più chiara la maglietta, però sempre un maglioncino più basso. Allora sta Sei dicendo che, miliardario. che alle sue spalle c'è 1, 2 e 2,2. Non sono altro che... Wow. Insomma, Tanto sento la voce di Chiara, se non sbaglio. No, chi è? Non so. Sento una voce, Davide. Comunque sì, insomma, bisogna scegliere la busta. È come i famosi Oh. quiz di Mike Buongiorno. C'è la busta 1, la busta 2 e la busta 2.5. 12.5. Ma Esatto. Quindi parliamo un attimo di cose serie. Stanno spiegando che ci sarà il lancio della Xiaomi MIUI 12.5. che avrà più bug della 12. Beh, allora se dobbiamo fare questa polemica, io non lo so. Ci sarà la System UI completamente rinnovata, più veloce del 20%, e ci saranno le applicazioni saranno completamente Delle rinnovate. nuove icone. Delle nuove no, icone. sono sempre quelle, sono sempre quelle. Esatto, poi qui fa vedere che ci saranno no, questo lo so, Capire. è la velocità delle animazioni. Veramente, ci saranno tipo, vi ricordate le vecchie tile che c'erano per Windows Mobile? Tipo una cosa del genere, quando tu fai Oh, l'animazione, sì, ma solo delle animazioni di apertura e chiusura. Ecco, vedi, sono queste cose, queste icone che si No, io muovono, spero si girano, si fanno. che... Mi stanno chiamando dalla Tunisia. Mi sa che non... Mi sa che è un presunto spammer, come dice Xiaomi. Meglio non rispondere. Non ho fatto Esatto. in tempo che ha buttato giù loro. Se non sbaglio ha risposto così. Ma quindi mi sta dicendo che stanno raggruppando... Ah, Ehi, guarda, ci stanno copiando tutti. No, si sta dicendo proprio quello, è pazzesco. Vai Ricky, dillo tu. Sì, sì, sì. Io se resto sempre dell'idea che la MIUI di Huawei sia una copia spudorata della MIUI. E già la MIUI ai tempi era una copia di iOS. Quindi stanno facendo vedere praticamente che veramente che gli altri copiano loro? Cioè sarebbe il colmo. Ah, vedi le animazioni che vi dicevo prima, guarda, bluff, expand. Sì, stanno spiegando tutta l'architettura software che c'è sotto. Ma posso Esatto. dire che a me delle animazioni mi interessa relativamente poco, voglio dire. Cioè, l'importante è che... Io un attimo che me lo sto segnando. A Davide interessa poco
delle animazioni. Aspetta, lo scrivo sulla mia macchina da scrivere invisibile. Wow, aspetta, c'è la funzione turbo, praticamente ti permette di andare più veloce. Tu attivi il turbo sul telefono, è come l'opzione aeroplano. Io Era burst, come- ho sbagliato. Vi ricordate Io quando poi, burst, CPU burst. poi siete troppo giovani, ma vi ricordate il tasto turbo sui PC di una volta, quando passavi da 22 che a però 44 kHz? No, non serviva a fare quello. Megahertz. Turbo, premevi il tasto turbo e riduceva le frequenze. Non era il contrario, tu avevi sempre 22, No. però se premi il tasto turbo... Se premevi il tasto turbo ti andava giù di frequenza. Non Aspetta, si sa per quale iOS motivo. verso MIUI 12.5. No, in questo momento sto facendo una cosa Madonna. terribile di fare un confronto tra iOS Alla Galeazzi. Notare e sono la tutti MIUI uguali. 12. Mamma mia. Ma quindi, Il cioè, scusa un confronto attimo, potevano evitarlo, iOS, però. cioè MIUI 12 è copiato da iOS, perché? No, Non è vero, iOS in realtà- è copiato da MIUI 12. Esatto. No, Così, ma quella perché era la noi- 12.5. Guarda qua, fa vedere come dei giochi di luce sulla MIUI 12 sembrano delle lucciole impazzite, invece sulla MIUI 12.5 sembrano delle lucciole impazzite drogate. Porca. Qua ci sono di nuovo le icone che, come vedete, esplodono, tipo come quando le cancelli. Puff 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 puff, fa vedere la varie interfacce. Qua dici che puoi cambiarti la foto del profilo e andare in Messico, Esatto. che puoi creare pozioni. E qua ci fa vedere che con un pupazzetto di Bulbasaur puoi prendere il wifi del tuo vicino di casa. Che figo! Wow. Qua fa vedere che c'è la clessidra che segue il giroscopio. Qua, Qua quando fa vedere- qua quando sei È ubriaco ti probabilmente dice il quando tuo scarichi l'applicazione. Sono d'accordo. No, anch'io, no, come è quando sei dice- ubriaco e ti dice che il livello è raggiunto di non aprire WeChat, soprattutto per mandare Esatto. messaggi. non Questa è la senza. verità, però la bugia è che in realtà quello quando si carica ok. l'applicazione fa quell'effetto figo. Qua di nuovo tantissimi effetti, una marea di effetti. Ci vorrà una scheda grafica a parte, supplementare, per fare questa MIUI 12.5. Io vedrò col binocolo. Ma infatti il telefono te lo vendono e poi separatamente ti dicono Ma ancora attenzione, posso mettere anche una cosa di servizio. Aspetta, faccio una formazione di servizio. Vediamo. Stanno rompendo le Mamma casse. mia. Terribile. Il telefono di Davide è in vendita. Un cos'era? Mi 9, Mi No, 10 Mi Lite. 10 Lite. Quindi se vuoi, Ricky, ti facciamo un super prezzone, dai. Sì, se vuoi sì, te lo vendo. Te lo No, vendo. Aspetterò pazientemente. E fai bene perché il suo è brandizzato. No, l'ho quindi lasciamo sbrandizzato. stare. Quindi vedi, Ce l'hai figurati. fatta? Sì, sì, l'ho eliminato tutto per metterci la mia 12 e le cuffie di un'altra marca finalmente si sentono bene. Prima non andavano. Intanto informazioni di servizio, ping plong. Davide, stai registrando questo video? Sì, 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 sto sì, registrando sì, sì, tutto sì, io. ok. Saranno giga e giga di roba che mi dovrei inviare. Sì. E Android c'è che passa l'upload, paura. ovviamente. Boh, qua fa vedere un'altra volta migliaia di volte. Si stanno veramente crogiolando della loro MIUI, dell'interfaccia MIUI, però è giusto, ci hanno lavorato. Onnipotenza. Qua, ecco, io leggo perfettamente il cinese, parlano dei super wallpaper. Se non sbaglio, magari mi sto sbagliando con qualche ideogramma. E parlano dei, ecco, i super wallpaper. Vi ricordate quando c'era il super wallpaper con Marte che si vedeva? Esatto, fai conto che il super wallpaper andava sul Mi 8, ma sul Mi Note 10 Lite no. Esatto. No. Quindi giuro. adesso con la 12.5 potremo vedere in diretta, quando tu ogni volta che sblocchi il telefono, il robottino della NASA. Esatto, perché hanno mandato il Mi 11 nello spazio e l'hanno Esatto. fotografato con i 108 megapixel. Esatto, mano ferma, mi raccomando. Qua c'è la rotazione del globo terrestre, questo per fare vedere... E terapiattisti che non è piatta. Esatto, in questo momento stanno morendo migliaia di terapiattisti. Oh, bel ragazzo questo qua, bisogna dire le cose come stanno. Niente, fanno vedere ancora altri migliaia e milioni di super wallpaper ai quali sto parlando in italiano pessimo, hanno lavorato.
Qui fanno vedere le colline di... No, qua dicono come i ghiacciai si stanno sciogliendo. Qua Lì è era San l'innalzamento del Daniele, mare. San Daniele del Friuli, invece qua è Grado. Sì, qua è Marano. Ah, non era uguale. sottomarina? Scusate. Quello dopo è ecco, vedi, guarda, ecco, ti zoom adesso un attimo. Quindi ci saranno Bello. Mars, quindi ci saranno i Mars, i Bounty e i Twix disponibili sulla mio i 12.5. Ah, non era un Basta M&M's. farmi venire fame, madonna mia. Resistiamo E anche ora cose di tutti. pranzo. Io ho mangiato una fetta di pane. Tese. Niente, qua What fa you vedere. doing? Qua dice che Esatto. ti rimarrà acceso 24 ore su 24. No, scherzo, sto parlando del fuso orario. Sapete che in alto a sinistra dell'America c'è un posto che si chiama Denali? E praticamente mettono in comunicazione questi posti tramite gallerie sotterranee. Tu potrai andare da una parte all'altra. Qui I stiamo famosi vedendo... punti energetici della Terra. Esatto. Le Qui stiamo correnti- vedendo le montagne vicino ai laghi di Fusine. E qua invece stanno facendo vedere... Non mi dire che mettono la stessa foto di Yosemite perché sarebbe ridicolo. Spero di no. No, cos'è? Una renderizzazione? Ah no, fa vedere Questo è che in sicuro base al rendere in meteo... 3D. Esatto, però in base al meteo ti fa vedere la montagna, tipo se c'è nuvolo, se c'è pioggia, vedi? Se No, è- è l'ora del In giorno. base all'orario, scusa, ho letto il cinese al contrario. Quindi, come dice Ma io non Mori- voglio col K2, lo voglio col Koyans. Ma quello è- Cioè, ma poi tra l'altro non è che hanno preso orari tondi. 6:13, 10:43. Senti, come si dice, la famosa sicura, come non mi sta venendo niente, ciao a tutti, ci vediamo dopo, no scherzo. La famosa precisione svizzera è solo al secondo posto dopo la Cina, ricordiamocelo sempre. Qui fanno vedere che vogliono fare un computer che si chiamerà Next. No, scherzo. No, ecco, presentano il telefono, dai. Oh, dai, ci siamo quasi, forse lo Vabbè vediamo. che sappiamo già come è fatto, perché è uscito dappertutto, ma anche in Cina, sembra. Qui stiamo vedendo come fanno i cristalli di Breaking Bad. Sott'acqua. Eccolo, ma attenzione, è lui, lo vedo, lo riconosco. Curvo. Under the Sea. Under the sea, Niente, no, ce lo stanno under the appena- sea. Non so come faccia la canzone in Ma ti prego rifallo, veramente, voglio No, morire no, così. basta, era una one-off. Paganini non ripete. Gli 11 e le 20.000 leghe sotto il mare. Nessuno faccia quella battuta. Niente, qua stanno facendo vedere che hanno staccato dei... Ma attenzione, Ok. però non Dei si vede la telefono. fotocamera. Non si vedeva la fotocamera. Attenzione, È under screen. adesso si parla del sound, del suono, del magnifico suono, del DNA, che non lo so, sto dicendo cose a caso, comunque mi Mi ha l'impressione che non sia il telefono, penso sia... Cioè, praticamente hanno Ancora voluto MIUI. fare la MIUI 12.5, che in genere ragazzi non sappiamo contare fino a 13. No, nella MIUI di adesso. Quindi arriverà un MIUI e arriverà un Mi 12,5, cioè poi sarà un Mi 12,8. Esatto. Perché ti arrivi ai 12.5 poi te ne compri un altro, scherzi. Per forza. Comunque, niente, qui facevano vedere che ci sono i suoni ambientali che ci sono già nella MIUI 12 e hanno aggiunto altri suoni che sono i passi di giraffa. Che sono in via di estinzione, ricordiamolo. Esatto. Qua vogliono scoprire se c'era Tarzan nella giungla. Esatto, qua c'è l'urlo di Tarzan, qua c'è un orso polare che urla. Che... Mi sono visto ieri sera a Tarzan, bellissimo. E niente, poi fa vedere che c'è un altro suono che si chiama Amazzonia. l'Amazzonia. So che l'Amazzonia hanno cannato completamente. Scusa, ma Cosa? dove l'hanno messa? Avevano scambiato l'Amazzonia con l'Africa. L'hanno messa nell'Africa, Hanno l'Amazzonia. messo Seriously? l'Africa- Hanno messo l'Africa in Brasile e l'Amazzonia in Ma Sub-Sahara. no, sei tu che No, hai è guardato una- al contrario. È una figa. Xiaomi, che Amico. cosa combini? In realtà non è sbagliato, perché se tu lo vedi dalla Cina è diverso, la prospettiva è diversa. Esatto. Niente, qui fanno vedere che hanno fatto delle musichette con GarageBand. E qua ti dicono che se vuoi essere un ghepardo, sai che ti devi svegliare ogni mattina, correre
e mangiare una Veloce gazzella. della gazzella. Esatto. Anzi, di una lepre. Esatto. Chi vuoi I essere? famosi lepri africane. Esatto. Chi vuoi essere la Un mattina? lampredotto in questo momento. Ma che bello, fanno sentire wow, quindi per la mattina ti svegli con un leopardo che fa wow. Che fischia, no, che fischia, sta fischiando. Ma Niente, questi poi sono c'è gli ASMR di un koala che mangia una foglia di eucalipto. Piccola curiosità. Questo è il No. suono di un koala. No, ma voi sapete che i koala defecano e poi danno la popò ai suoi La piccoli? cacca. Qualcuno ha visto Barbascura, eh? È indigestibile l'eucalipto. L'eucalipto. Ma E io so allora anche che il cola lo è digeriscono prima loro. cosa che dice che è cattivissimo, vero? È velenoso, Aggressivo. tra l'altro, sì. Ma come è velenoso il koala? Ma i koala No, se ne l'eucalipto. fregano e lo mangiano lo stesso. Esatto. Niente, qui fanno vedere sempre che al 2012 c'è un bradipo che si sa che fa dei versi bellissimi, il bradipo, non so cosa Ma sia. quindi davvero. cambia l'interfaccia gigante. in base al tema dove che sei? scegli? Ah, scusa, se sei in Amazzonia ti viene l'Africa, se sei in Australia ti viene... Ok, ho capito. Esatto. Per farti sentire a casa. Esatto. Io scrivo sul gruppo seguilo in diretta con Hanno messo un noi. tricheco, sono proprio curioso. Cos'è quello... Ah, no. Sono proprio curioso di sentire questi animali allora. Cioè, la mia casa diventerà una giungla. Altro che Google con buonanotte che ti mette... Esatto, tu immagini che in questo momento Tutti io dico suoni. Alexa e farò partire qualche Alexa in qualche casa di qualcuno. No, perché ho le cuffie. Ah, Vabbè, in Esatto. futuro quando registreremo, a meno che non riusciamo a registrare nulla di questa cosa. Niente, qui fanno vedere che hanno messo... No, raga, secondo me, attenzione, secondo me hanno messo le casse Aptic. stereo sicuramente e poi ci sarà il suono come La posso conduzione spiegare? ossea sulla capsula auricolare? Nah, No, forse sarà solo la vibrazione aptica. Che cacchio ne so? Tutta la la parola. tastiera. Il feedback Tastiera aptico laser. sulla tastiera. Ma scusa, ma allora io non ho capito, il feedback aptico sarebbe... Una vibrazione Quello- molto subdola Realistica. che però ti fa credere di aver cliccato qualcosa. Ma io la Sì, vibrazione la tolgo dalla tastiera, mi fa proprio schifo. Cioè... Sì, ma non so se hai presente l'iPhone 7. No. Dall'iPhone 7 in poi c'è questa roba qua che il tasto... C'era. Eh? Ah sì, giusto. Ah, Il però la fa tasto non uguale. è più un tasto, è un pulsante touch che tu tocchi. E il telefono vibra, ma ti fa sembrare, ti fa credere che tu abbia cliccato il tasto. Cioè, che ci sia proprio stato click. È una vibrazione molto, molto, molto fine. No, io la tolgo la vibrazione di solito. Io in questo periodo la sto mettendo, però devo mi- provare. Cioè, se fosse aptica di quelle serie, io la terrei sempre dappertutto. Che poi ho sempre avuto telefoni con la vibrazione zanzarosa. E Quella da quindi fastidio, basta. l'aptico è Sì, è pessimo. un voglio paradiso, farlo. un'utopia. Ah, c'è la funzionalità magnete, se perdi le collanine d'oro, avete visto? In spiaggia. Però niente, attenzione, adesso io continuo a non guarda- vedere la fotocamera sullo schermo, Stanno presentando un gioco, un gioco da Biliardo. uno Xiaomi Pool di biliardo. Ah, vedi? Cioè, in base a dove va la pallina, tu riceverai questo feedback attico, se a sinistra, a destra, giù, vedi? A sinistra, adesso a destra. No, questo è il suono, Track. secondo me. Mi Il suono, contatta Mhm. lo studio e mi hanno detto che dopo aver tolto il caricabatteria hanno anche tolto la fotocamera frontale. Ah, ok. Vedo- Attenzione, però il buon Toraz effettivamente sta facendo spoiler su quello che potrebbe succedere, perché effettivamente lo schermo che stiamo vedendo è completamente privo di buchi, Di buco. notch e quant'altro, quindi potrebbe essere. Bravo Toraz, ti chiameremo l'investigatore privato del... Sì, ma mi dicono che l'hanno tolta la fotocamera perché non serviva. Ah, ok. No, allora, Chi si secondo fa- me hanno fatto questo cellulare per chi non è influencer e non ne frega di fare selfie. E Praticamente, si no? chiamerà Mi 11 anche Quindi per me. Esatto. Non selfie edition. Quindi, in questo momento stiamo vedendo che Che praticamente lo puoi utilizzare come sex toys.
sta spiegando, vedete che con le mani spiegava gli strati, in questo momento sta spiegando come fare il pasticcio O la parmigiana. parmigiano, esatto, quindi metti uno strato, ne metti un altro e Ma poi in scusate, ma mezzo. questa MIUI 12.5 col suono, con la visione, coso, è solo per chi ha il Dolby Stereo? Perché il mio cellulare non ce l'avrà mai, è mono. Caccia la pila, ha detto in questo momento questo ragazzo. Ma attenzione, andiamo alla parte video, finalmente si parla della parte video. Ah no, fanno vedere un video, ok? Fanno vedere il mare, fanno vedere il deserto, fanno vedere le nuvole, fanno vedere una ragazza che quella qua stanno Fanno facendo vedere uno sci. Moglin. No, era Moglin. Esatto, una formica, una ragazza che si mette i capelli dietro l'orecchio. Questa cos'è? Una fiorentina? Ah no, sì, non so. La Fiorentina. Basta, ho fame. Greg, ho hai fame? No, è un pelino. E niente, poi qua fa vedere che c'è una tigre che si sta mangiando una ragazza nell'Amazzonia. No, lei è contenta, lei è serena perché è in un ambiente sereno. Perché è serena? Semplice, perché qui a Grado, vanno a vedere le spiagge di Grado, Marano. Marano. Le Si può pescherie. fare di cristalli. Di Heisenberg. Esatto. Di Heisenberg. I know, com'era la battuta? Ma quindi questo I know. cellulare può andare sott'acqua e registrare le balene? Cioè, ha il potere... Attenzione, ho visto un buco, Anch'io io ho non visto un voglio buco. dirlo. Anch'io. Anche ho visto un buco, quindi secondo me sono più versioni. Come avevo detto, saranno presentate oggi 22 varianti. Ah sì, di Mi 22, 11. 22, esatto. 22 versioni di Mi 11. Adesso fanno vedere, oh che bello, qua fanno vedere che... Cos'è? Un gioco horror? Cos'è sta cosa qua? Niente, qua spiegano No, una siccome cosa. non puoi farti selfie, mettono una maschera che simula la tua... Quindi quando vuoi farti un selfie, secondo me, basta che inclini un po' il cellulare e simulano. Esatto. E questo è un tweet che ha messo John U0302. Dicendo, MIUI 12 faceva schifo, MIUI 12.5 la vera rivoluzione. Rulez, scritto così, Rulez. Bene, poi qua fa vedere che tutte le app cinesi girano alla perfezione, no, mi calmo, stavo per dire una cosa che poi avrei dovuto censurare. Il governo Niente, cinese approva. No, l'hai detto tu, no, ti prego non dirlo. 98%. Qui fanno vedere che praticamente dal 98%, no, cos'è? No, Dal no, vedi che c'è scritto MIUI 12. 98% secondo me è la quantità di batteria che tu sprechi andando ad aggiornare a MIUI 12.5. Capito? C'è un calo delle prestazioni. Sì, Con scusa, tutti non ho super- io gli occhiali, No, con tutti i super wallpaper, con le animazioni, cioè, voglio dire, ti dicono, guarda, è figo, però sappi che se la tua batteria durava 10 ore, adesso ne dura una, praticamente. Allora, io siccome ancora non stanno parlando di hardware, stanno parlando di software, e quindi questa presentazione finirà stasera alle 11. No, dai, se no Toraso ci abbandona e poi a seguire Ricky, Gallo che c'ha fame. No, sta finendo. Tantona. Niente, qui stanno facendo vedere le notifiche. No, stanno facendo vedere il copia e incolla. Cos'è? Tipo la finestrella che ti spunta quando fai copia e incolla, può essere? Sì. Beh, comoda. Io non so se voi conoscete, dico una cavolata al volo, non so se voi conoscete il sistema di spostamento del cursore di iOS. È una figata. Ma con la barra spaziatrice? Esatto, e tu Ma lo tieni puoi fare anche premuto- su Android? Ma Papà. solo su Rigo però. Invece iOS tu ti puoi spostare ovunque, c'è una sorta di touchpad. È fantastico veramente, è una delle cose che mi manca di più. Ma niente, qui fa vedere che si può fare, c'è un'opzione che dopo 5 secondi esplode il telefono. Bene. Qua fa vedere che c'è Robert Downey Jr. No, sembrava Robert Downey Jr. la firma No, di quello è Liu Liu Jun che sta suonando, che nonostante sia anche un perfetto imprenditore, è anche musicista. Ha fatto le canzoni di Natale come Michael Bublé. Quella era la famosa copertina di... Li ha copiate per la Cina. Qua dicono che è Genio incorporato anche... miliardario, playboy, Esatto. filantropo. Esatto, quindi
Niente, quindi Davide è morto, non si sente più. Ma tu continui a Ah, registrare. ops. Ecco, Per sbaglio ho mutato il microfono perché c'ho un accessorio sulle cuffie che mi permette di mutare il microfono. No, stavo dicendo che l'iconcina di globo ti permette di essere individuato. Quindi hai un microfono mutante. Ok, andiamo avanti. Vedi, globo ti permette di essere trovato se ti perdi. Ti dice, guarda, ti portiamo il cibo dovunque tu sia. Ti localizzeranno sempre, anche se disattivi il wifi. Qua c'è scritto. Compreso il governo. Dai, qua E c'è applaudono. Applauso? Va bene, lo faccio, non c'è problema. Perché mi fa così brutto l'audio oggi? Non si sa. Vabbè. Guarda, puoi scaricarti Linux. Quello dovrebbe essere Weibo. Baidu. Bidu. No. Cosa puoi fare? Puoi nasconderle adesso. Io riavvio il mio Linux Mint perché ho qualche problema, ma non c'è problema. 53% di probabilità che non mi si riavvia il computer, c'è scritto. Dai Davide, spiega un po' cosa sta succedendo. Allora, là ti dicono che la sicurezza è compromessa e a destra ti dicono come fare video con i gatti e prendere più like su Instagram. Esatto, è una famosa funzione dell'intelligenza artificiale della MIUI. Esatto, qua invece c'è la faccia XX perché muore la batteria, ovviamente. E ti dicono, vedi? È la famosa canzone di Luciano Migrabue, cinese, che ha fatto Vivo Morto X. Stiamo grattando proprio il E qua ti fondo. dicono, se sei felice tu lo sai, il telefono batte le mani. E quindi apro di nuovo la mia soundbar. Allora, vedi, ti dicono che puoi creare documenti, puoi giocare con le palline, hai un Explora file dove puoi contenere... Ragazzi, io vado a pranzo, vi dispiace se vi abbandono? No, No... Dai, Portati le non cuffie... Portati le Datemi cuffie. 20 minuti. A me Datemi tocca 20 andare a minuti. cucinare. Invece. Perché tra Tanto poco qua arriva parlano di cagate, ci vediamo tra 20 minuti, dai. la mamma dal pausa pranzo e quindi devo cucinare io. Ciao, ci sentiamo dopo. Yes. va bene. Ciao. Qui. E quindi siamo rimasti in intimità, io, il buon Dave e Toraz, che sta resistendo perché lui mangia tardi. Ma io ho il fuso orario cinese per quello. Ah, quindi tu avresti già cenato perché sono le 7:30, ok, ho capito. Qua praticamente ti spiega che con questa applicazione puoi prendere direttamente appunti sul cellulare, non importa quante diottrie tu abbia, tanto le perderai comunque tutte quante, vedi? Ti dice che avrai 4 sesti, 8 sedicesimi. Ma non avere paura, ci sono gli occhiali Xiaomi a darti Esatto. aiuto, a mano e conforto. E quindi Toraz, come con Lei Jun, no? Sì. Dove l'hai portato di bello in Veneto? Gli ho fatto No, fare dai, il uguale video a iOS lavoro sta di roba casa. qua, posso dire. Questa sta proprio copiando spudoratamente l'applicazione appunti, come si Note. chiama, di note di iOS. Però va bene, dai. Quindi fa vedere che se tu fai una... Questa è di Samsung invece, che tu facevi una riga pseudo dritta. No, poi la fa anche su cosa, su iOS. Sì, però la prima mi sembra che è stata Ah, Samsung non lo so. con... Qua ti dicono che con- puoi risolvere i problemi col trapezio, col cerchio e col triangolo. Esatto, la famosa app Pitagora. Esatto. Dato un trapezio isoscele. Continuano a non esserci notch, non so se notate su questo telefono fantomatico ormai che stiamo vedendo, non si sa se è un mock-up finto, vero, non si sa. Questa puntata sarà lunghissima, spero che vadano al sodo fra un po', perché adesso siamo a 44 minuti di presentazione. Di MIUI 12.5. Esatto. Pensa te. Va bene. Poi, dopodiché... Niente, forse sì. No. Ma Carca, Sì? ti ha risposto tipo su Instagram? Grande. Parliamo di cose serie, dai. Spiega un attimo No, la ma secondo situazione. me è un fake, dai. No, se nessuno dei miei amici la segue, ha 8 foto in croce. Spiega un attimo la situazione. Ti hanno contattato, ti hanno mandato un direct Sì. con scritto Ciao.
DC, guarda, Davide Carcani mi hanno messo dentro. Cioè, vedi, sono parte integrante di questa MIUI. No, mi ha scritto e basta. 5 foto, 196 follower, di cui nessuno è un mio amico. Mm. Ma Eh. detto qui, non si sa come sta tipo. No, si fa le foto bene. Mi ha chiesto se volevamo diventare amici. Si fa le foto bene, è come quando dici è molto simpatica, giusto? Esatto, sì. Ok, va bene. E c'è scritto 98, provate a cercarla su Facebook e non c'è. Quindi mi sa tanto di fake. So, qua questo silenzio probabilmente lo taglierò. Sì, Greg, dai, taglia questo silenzio. No, non puoi tagliare perché c'è il video, hai ragione, Esatto. Greg, non puoi farlo. Quindi niente, vi vedete sta cosa lunghissima e basta. Hanno fatto la presentazione della interfaccia software, penso, più lunga della storia. Ma perché penso sono che- cambiamenti assurdi comunque rispetto alla 12. Ah, sarà? Cos'è? Perché puoi fare il triangolo? No, scherzo, sono le animazioni, sì. Ah, Dovrebbe però essere vedi, un po'- adesso c'è un punch. Ma quello è un MacBook? No. No, sarà il PC loro È dello nuovo. No, Xiaomi. c'è Windows, sì, sì, sì. E niente, qui fa vedere che ci saranno La di default le sincronizzazione. applicazioni No, off. ma penso alla sincronizzazione. No? Poi ci sarà TikTok, bla bla, Photoshop, Ma non tutto il capisco. pacchetto Adobe. Sì, ma non capisco che la... Attenzione ragazzi, attenzione, il desktop, come si chiama? La modalità desktop, penso. No, perché c'era Windows. Appunto, c'è l'applicazione, quindi tu quello che vedi vedi? C'è l'applicazione MIUI, quello che è su Windows, tu No, secondo me tu puoi il QR code, trasmettere. ma sono Trasmetti. sicuro di quello che sto dicendo, così sicuro che sto sbagliando sicuramente. Vedi? Guarda. E ti arrivano le notifiche grazie a quell'applicazione lì. Grazie a questa applicazione si chiama MIUI Plus. Originalissimo. Vedi? Ci sono le notifiche, quindi sta facendo vedere che sulla destra ci sono le notifiche per chi non sta vedendo. Guarda, sbloccherei il cellulare per mettere la MIUI 12.5. Che bello sentire lo sbadire di Davide in diretta. E qua fa vedere, vedi, che quello che c'è sul telefono lo puoi vedere sullo schermo. C'è Puoi fare tipo copia e incolla. una sorta di continuity tipo di iOS, no? Sì, esatto. Sì, è finalmente il primo Android che fa sta roba di continuity. No, Samsung forse, che fa anche, però devi vedere tutto Ha fatto il Samsung. Dex, o no? Mi sembra che c'era quell'attrezzo che tu l'appoggiavi alla sua basetta e automaticamente ti faceva da Sì, è desktop. il Dex, però è tutto desktop dopo, cioè non è che puoi usarlo come un Windows. Ah, tu dici non è un'integrazione, cioè proprio diventa una cosa a sé, cioè se uscite video dal telefono. Ho Esatto. capito. Come a Huawei, anche Huawei all'uscita video. Invece qua sono tipo notifiche, c'è un'interazione che c'è tra il tuo sistema operativo e il telefono, capito? Va bene. Qua fa vedere ancora una marea di lastrine e video. Fa vedere, vedi che se apri l'applicazione ti si apre anche dal desktop. Quindi penso l'apri dal telefono e ti si apre sul desktop, giusto? Quindi Windows e Android si sposano. Sta facendo vedere questa cosa qua, adesso si abbracciano. Cosa fanno? Dai, fai sta animazione, non sei vorrà. Creano Windrod. Windroid. Esatto. Grazie a queste applicazioni in beta MIUI Plus, che vedremo su MIUI 12.5. Qua fanno un recap come Apple, non si copia niente. Però dai, un plauso comunque per un grandissimo lavoro, penso che ci sia dietro tutta questa roba qua. Sì, cambia un sacco dalla 12 comunque. Sì, un bel po'. Poi non so adesso quali dispositivi la riceveranno, perché non penso che un Redmi Note 7 riceverà questa cosa qua. Non penso. Qua fa vedere quando uscirà l'1 gennaio, il 1° gennaio del 2021. No, secondo me tipo l'1 febbraio. E adesso si mette a fare una partita online. A memory. A memory. E sta vincendo lui. È contento. Sta vincendo lui, si inchina perché ha vinto. Esatto.
Ma finalmente finiamo questo approccio lunghissimo alla MIUI 12.5 e torna Però posso lei dire, giù, non si sono come igienizzati le mani, eh? È vero, no? Vabbè, ma quella cosa non c'è lì, non posso dire, ma eccolo pelato nella sua immensa bellezza, Xiaomi Mi Attenzione, 11. adesso vediamo. Sta per girare, Per fortuna hanno fotocamera tolto un qualche po' fotocamera, tipo la macro che non serviva. Secondo me, Mhm. spero. meglio 3 che 4-5 inutili. Esatto. Ma attenzione, si spoglia, continua a Non non si farsi gira. vedere davanti perché sa che la sua parte più bella è il lato posteriore B. Però i bordi curvi ancora... Intanto posso dire che lì giù è un telefono, un Sony Ericsson T28 mi sembra in mano. 196 grammi, eh? Oh, iniziamo a parlare di cose serie. Pesa 196 grammi, quindi molto leggero per essere... Madonna, sottilissimo. 8.06 mm, penso compreso... No, non compreso la No, fotocamera, senza quindi la scocca. Cos'è 12 grammi? Solo la fotocamera pesa 12 grammi. No, 1,8 è il bordo esterno, sembra, vedi? Il frame. Sembra tipo l'interasse, tu sei un cavolo di geometra, dovresti dirle queste cose, Il no? frame. No, non è l'interasso, è il frame. Vedi che è quotato il frame laterale. Ok, se lo dici tu. È come il Mi Note, è uguale. È la stessa cosa del Mi Note 10 Lite. È la stessa forma, solo che è più sottile sul lato. Mi Note 10T Lite o Mi Note, No, Mi Note 10? 10 Lite, il mio. Ok. Comunque non ci tengono a dire che è sottile, eh? Sono 20 minuti che è lì, ma adesso invece sta dicendo che la batteria, attenzione, è di 4.600 mAh. 4600 non è poco, eh? Non è poco, ma non è neanche un battery phone, però magari sarà... Adesso stanno facendo vedere in quali varianti e colori, ci sarà la variante azzurra, la variante Bianco chiara, comunque è bella. la variante nera classica, però vedo che il frame è di lato comunque brunito, cioè tipo... No, è alluminio secondo me. Ah, quindi quella cosa che noi dicevamo quotata era quel Esatto, frame. sì. Ah, vedi, cambia secondo me da modello a modello. Bianco è bianco, sull'azzurro è un po' più azzurrino e sul Sul nero è nero tipo è... un silver grey, quelle cose Esatto, là. Si illumina? No, no, non si illumina la scritta dietro, spero. Non lo so. Ma attenzione, un'altra animazione per fare vedere che dietro c'è una fotocamera con le contro. Copiato un po' dai pixel comunque questa disposizione. Oh, il suono, quindi le casse sono stereo, sono della Harman Kardon. Che è buona, penso. Mazza. Sì, certo, ovvio, non è che siamo a livelli... Però sì, per essere un telefono, voglio dire. E niente, qui adesso c'è una... No, si è bloccato. Si è crashato? Eccolo, bravo. No, Riesce a fare un refresh? sì, Sì. Ha ripreso? no. Attenzione, problemi tecnici. Intanto vediamo il desktop di Davide. Dai, schermo al volo, bravissimo. Niente, hanno fatto vedere la cosa più importante, ma noi non lo sapremo mai. Sto scherzando. Ma aspetta, questa è un'altra variante. In pelle. Sì, credo che sia in pelle, perché sotto c'è la pelle. Sì, dovrebbe essere forse le cover in pelle. Le cover oppure proprio dietro è effetto pelle? Tipo il... No, è proprio effetto pelle, secondo me. Sì, pure secondo me. Tipo l'Oppo, non mi ricordo come si chiama, però... Ma qua, aspetta, questo è un altro, perché qui è nero, bianco, azzurro, violetto e arancione. Oro. No, questo è normale. Senza il back cover in pelle. Ok, quindi come gentili ascoltatori, come state capendo, non stiamo capendo nulla. No, secondo me ci sono le due varianti, quelle normali e quelle con la pelle. Una Pro e una variante normale. No, no, solo il back cover cambia. Ok. Qui c'è una gentildonna cinese che ha il telefono appoggiato all'occhio. Io non capisco perché fare le foto col cellulare così, cosa ti indica? Che figo, e basta. Il display, ma parliamo del display finalmente, non si sa di quale versione, ma parliamo di questo display. Intanto io sto raggiungendo la temperatura di 2000 gradi Fahrenheit con questo piumino addosso.
è bello sudare a dicembre. Vabbè. Da noi stamattina ha nevicato. Anche C'è qui. il foro. Allora No. c'è il foro. Se ne è accorto il nostro investigatore privato Toraz che c'è in alto a sinistra il foro. Quindi, ma non tribolare, caro il mio Toraz, perché potrebbe stanotte uscire una variante T. Però prima non c'era comunque il foro, posso dire. Ma che ne so, forse questa qua è la versione, perché secondo me fanno due versioni, una versione tipo VIP, una Ferragni Edition e poi c'è una normale edition. Quindi qui sta facendo vedere che gli è caduto del sugo sul telefono, non è uno scherzo, non so, il sugo, o qualcosa E del che comunque il genere. cellulare ancora funziona, quindi è resistente al calore. Esatto. E dice come pulirlo, visto? Metti la cera, togli la cera. Se vuoi diventare un Esatto. bravo... Ai lati, specificava ai lati, mi raccomando ai lati. Qui sta spiegando invece che ci sono 1500 nit, che Toraz spiegherà che è l'unità di misura della Luce. Luminosità, tipo. luminosità, grandissimo. Ma non E è poi- un 1500. No, però non è neanche poco, perché mi sembra che tipo un iPhone 12 mi sembra che sia 1200, se non ok. erro. Credo, non vorrei dire una stupidaggine. Poi ci sono 500.001, penso i cosi. Il contrasto. Sì. E poi dice che la tecnologia è Pentile e 2K. Qua c'è un enorme 2K con l'effetto, lo vi ricordate l'Apple quando cadono gli oggetti sopra? Avete visto? E Cioè, pure quello hanno copiato, ragazzi, madonna. Comunque il 2K cioè, non è una tecnologia così tanto innovativa su uno schermo. Io mi ricordo il Sony, avevo il Sony Xperia Z5 Premium, aveva il 4K come schermo. Però magari tu devi associare a tutte anche le altre cose che sono state messe. Vabbè, Magari il Sony all'epoca andava forte proprio solo per quello e poi avevi una batteria di legno, non so, chiedo. no, durava. Era anche bello comunque il frame. Ok. Io metto una musica triste. Mi sono 515 point per pixel. No, pixel per point. Cos'è? 515 ppi. È Sì. point per pixel o Pixel no? No, Pixel. è poi per inch. Poi per inch. Quindi qua sta spiegando che i meme fatti in HD sono brutti, i meme fatti in Full HD sono carini, ma i meme fatti in 2K sono tanta roba. Ma scusa, ma se già si registrano in 4K, registrano ma poi non vedi il video in 4K praticamente. Esatto. Invece così puoi vederti Netflix a 1080 su uno schermo 2K. Niente, poi qua fa vedere, confermiamo che c'è quindi il notch in alto a sinistra, non so quale versione sia o altro. Lì c'è la seconda immagine, c'è la foto di Instagram di quella ragazza che ti ha mandato il direct. No, è lui Jun. Guarda, lei è Jun. Ah, è sempre noi. Sì, sì, sì. Sì, è vero. Always believe that something wonderful is about to happen. Qual è il coso? L'always on display. Sì, che finalmente tu ce l'hai così sei contento, quindi caccia la pila e compratelo. E dice, guardate quanto sono figo con la maschera da sci. Però diciamo una cosa che non abbiamo detto, che lo schermo quindi è stondato, no? Sì. Quindi per l'ennesima volta, ma attenzione, 2K più 120 Hz. Oh yeah. Cioè, praticamente la batteria ti scende Sì, in... Vabbè, io penso poi- che sia adattiva, puoi scegliere. Esatto, vedi, automaticamente lui fa il sistema, va dai 30 Hz quando tipo è in stand-by, 60 Hz quando è in modalità lettura, 90 Hz quando è in modalità normale Turbo. e 120 Hz quando è in modalità No, power. 90 Hz quando stai giocando, penso. Ma no, perché c'è lo store. Vabbè, allora Sono ti facile- dice che è un DC P3, praticamente è un DPCM. E poi è un Memec. Quindi le memorie, sì. No, cos'è? C'è l'HDR10. Dai, Esatto, cosa più dici? Plus. Credo che sia il meme in 2K che si chiama meme. Ah, esatto.
Il meme. Ma cos'è DC P3? Vabbè. Qui fa vedere come hanno fatto i test, penso. Non so, c'è una lightsaber messa appoggiata su uno schermo. No, è lo stesso schermo che fa... Non è una lightsaber, ok. No, è lo schermo, vedi? Ho fatto milioni di test così e naturalmente sfottano l'iPhone 12 Pro Max dicendo che lì è meno. Ah, No, il comunque delta E dovrebbe essere tipo la variazione della gamma... gamma cromatica, Esatto, sì, dei colori forse primari. che è 0,41 nel nostro Mi 11, mentre sull'iPhone è minore di 2. Quindi, o no? Sì? No, Taras, tu che hai studiato... Sì, credo che sia così. Esatto. Comunque, noi prendiamo in giro mia Xiaomi perché siamo super fan e quindi ci sta. Bisogna quindi essere hanno anche messo una mano finta. divertenti, però onestamente fare quelle cose tipo confronto con iPhone non mi piace, dico la verità. Fare i confrontoni, mi sa di Samsung quando fai che li prendi in giro e poi dopo magari non ci metti neanche tu il caricabatterie. Ma comunque... E niente, qua fa vedere che hanno aperto un'applicazione anni 80, DisplayMate. Cos'è sta roba? Cos'è? Display amico. Va bene. Amico Amico di di iPhone comunque. Esatto. Ha le gambette storte lì giù. Non so se potevo dirla sta cosa, però. Boom, eccolo qua, ma c'è un A+, quindi è È come la gli classe elettro- energetica. alla classe energetica A+, come le lavatrici. Non lo so cos'è sto A+, regà. Cioè, cavolo, ma scrivilo in inglese. Ok, eccolo qua. The Xiaomi Mi 11 molto che c'è scritto? Che vuol Mi caso? dice veramente è uno smartphone, il display, no, non lo so, dice che è il top del mondo comunque. Sembrava una super cazzola tecnologica, però Esatto. vabbè. Comunque dice che così è la visuale è così indistinguibile così vicino alla perfezione, stando a DisplayMate, l'applicazione anni 80 che hanno lanciato prima. E quindi si merita un A+. Così c'è scritto, raga. Prendiamolo per buono. Vabbè, lo schermo OLED. Vabbè, OLED. immagina se fosse stato un LCD. Facciamo partire le trombe così. E niente, quindi sempre DisplayMate dice che è un OLED, sono Infatti fa vedere che il fantastici. sugo ancora non è andato via. Esatto. Dai Legiuna, accelera, ritmo. Maronna. Sempre con quelle mani, con quel simbolo fallico, non so se si nota. Oh, quindi, vedi, per fare contento, ecco, vedi, l'iPhone 12 Pro Max c'ha 1200 Scusa, ma nit. prima era 1500, questa è un'altra Esatto. versione. Perché secondo me sono due versioni, io ho sto dubbio. Comunque, questa versione che sto vedendo adesso c'ha 1771 nit. Fa vedere che comunque non ha problemi con i touch ghost, con i ghost touch come si chiamano, perché essendo uno schermo stondato c'è il problema che magari Io alcune quando volte ho tocca- dei problemi, con lo schermo sfondato. schermo stondato lo odio, però vabbè, Tipo sul Mi mettiamo. Note 10 Lite praticamente quando mando un audio su Telegram non posso annullarlo. Divento stupido, non posso scorrere. Che devo dire? Così. Boh, magari qua per essendo più premium ci avrà, non so. Ma perché quel 480 Hz? Non ho capito. Boh. È il touch sampling, credo. Ok. Poi c'è il Victus Corning Gorilla Glass Victus, lo ripeto. Quindi c'è cos'è il 6? Tipo una specie di Gorilla Glass 6? O 5.5, non lo so. Comunque va bene, fa vedere che è molto smooth. Che puoi comunque toglierci la cover se vuoi, vedi. È intercambiabile. Corning Gorilla Glass Victus, ci fanno vedere delle prove che hanno fatto, quindi vedi quello senza Gorilla Glass, praticamente il vetro del bagno si rompe.
qua fa vedere come rigare con una punta di diamante, penso. Qui fanno la prova di pressione dello schermo. E cacchio, se fosse vero sono 100 kg che devono andare sullo schermo per farlo rompere. 100 kg sono 100 kg. E niente, c'è una cover dietro, non so, c'era una plastichina, una cover. Qui fanno vedere andato avanti. ucciso da uno squalo. Qua ti dico che gli danno la solita back cover incorporata. Dici, invece secondo me qua è peggio, sai, qua loro dicono toglieremo la cover perché è poco eco-friendly, ma Siccome tanto ne non avete ti... tante, No, dice, tanto non ti si rompe, te l'ho detto, quindi vai tranquillo. Non lo so, tu che ne pensi, Turan? si è addormentato. No, vedere tutte queste animazioni fatte con presentazione di macOS mi dà un fastidio mentale che... È vero, no, veramente sta cosa potevano evitarla. Qui stanno facendo vedere, wow, il super mega audio, il comparto audio di questo ragazzo. Non so, volevo mettere una pausa sensuale. Quindi il sound, abbiamo detto, il suono è gestito da delle casse Harman Kardon, quindi tanta roba, e c'è un hipster che ha fatto questi suoni, ha fatto dei test. Esatto. Sound by Harman Kardon. Spero che ci sia quella scritta. Esatto. Ma però comunque dai. Non pensavo, però l'audio certe volte io qua col mio telefono attuale, il Mi 10T Lite, l'audio stereo è figo, cioè fa piacere, anche se ti vedi un video stupido dove c'è Davide che ti manda un messaggio, riceverlo in stereo è figo. Anche perché poi è utile se ci metti il dito davanti, insomma è comodo, devo dire la verità. Già. Davide è uscito? No, Eccolo sono Ricky. Ricky hanno presentato il Mi 11, adesso siamo alla parte audio. Cosa c'è di bello? Che non abbiamo capito una mazza, nel senso che Ci sono i 120 Hz, di sicuro. non si capisce bene se ci sono due versioni, 4600 perché una sembra più mAh di batteria. non si sa. Sì, ci sono. Adesso sto vedendo che hanno fatto l'audio. Sì, stanno parlando dell'audio adesso, che sarà gestito da due speaker Harman Kardon. Sta facendo vedere che c'aveva del cerume nelle orecchie comunque. L'hipster gira una manopolina a caso, che poi in realtà è quella che ha fatto la canzone Saliro. Silvestri, Daniele. Bravo, Ma adesso hanno presentato l'audio, ma immagino abbiano presentato l'hardware. No. piano piano stanno No, arrivando. è vero. Hanno presentato fino adesso solo, hanno detto la batteria, lo schermo che sarà un 120 Hz multi-Hz, cioè nel senso in base a quello che portano. Si adatta. Esatto. Poi c'era Batteria da quanto? 4600. 4600. 600. Ok. Vai, un E lo recap. schermo di che tipo è? OLED. OLED. Sì, naturalmente OLED con aspetta, col stondato e con pancione. quanti erano i nit? 1500 o 1775. Esatto, in base al fuso orario è 1500-1771, perché non capiamo se ci sono due versioni, quindi boh. Comunque il range è quello là, 1500-1700. Range di prezzo? E chi lo sa. 1000 euro secondo me. Oddio, è una versione- cover di pelle? Non ho capito bene, però sembra come se fosse una versione tipo VIP con quelle in pelle, che forse è proprio quella versione che avrà più nit, tipo una versione pro, non so come dirti. Non si è capito questo aspetto, lo scopriremo solo vivendo dopo. Qui fa vedere che la sua macchina è una Jeep Wrangler, quella è la calandra della macchina. State tranquilli, funzionano anche le cuffie che avete comprato a Natale. In altre funzioni. Ah no, forse questa qui che non sarà più in SBC o in ACC. Ah, puoi collegare due cuffie contemporaneamente. Apple. È il Bluetooth 5. È Bluetooth 5, sì, esatto, e quindi probabilmente puoi collegare due
contemporaneamente. Questo è il recap della parte sound. Però scusa, no, ma io, no, io che riuscivo a collegarci la Mi Band 5 e le cuffie contemporaneamente al cellulare. Performance. Performance. Attenzione, ci siamo finalmente. Questo Snapdragon 888. Ocio. Esatto, eccolo qui che spunta nella sua maestosa magnificenza. Ricordatevi, gentili ascoltatori, che Greg dovrebbe fare la pipì, ma la sta trattenendo per voi. Quindi se pensate che questa diretta non è costata nulla, in realtà mi è costata un po' di... Praticamente qua ti sta facendo vedere che con l'888 puoi derapare. Puoi fare dei burnout dopo voi. Esatto. 888. Sembra più tipo... chiamalo 888 e riceverai subito un Qualcomm in omaggio. Ma non era un casino. Sì. No, 888. Oh, sappiamo tutti che 888 porta fortunissimo in Cina. Ci ho visto come numero magico. Vabbè, quindi qui ci dicono che il processo produttivo dell'888 è a 5 nanometri o, dato che lui è basso, l'Eugene nanometri. Ma attenzione, qui fa vedere proprio, si vanta del fatto di aver raggiunto come punteggio 745.942 su un benchmark di Antutu. Righi, come si dice? Antutu. Così. Antutu, che secondo me tra un po' devono rivedere le metriche di misura, perché tra un po' raggiungiamo il milioncino. Esatto, quindi sono un po' sfalsati. Qui fanno vedere, vabbè, l'architettura, a grandi linee, gli schemi dell'architettura, quindi che c'è un Cortex X1, poi c'è una A78, una A55, sto dicendo numeri a caso, apparentemente per te, gentile ascoltatore, che non ci capisci. Allora sono 4 A55, 3 A78, un Cortex X1. E gli A55 cosa farebbero? Gli A55 sono i core a basso consumo. Quelli per i messaggi e per le chiamate. Esatto. Vedi che ho studiato. Tutti quei soldi per farvi studiare alla fine sono serviti, meno male. Quindi qua fa vedere che tra un AL9000 e un 888 ci sono 25 minuti di differenza. Non so cos'è stato. Penso sia la variazione sui test di Antutu. Okay. Giusto, sì. Quindi il delta che c'è con i test di Antutu. La mia voce è definitivamente morta. Ormai state ascoltando praticamente solo delle onde. L'X1 invece è praticamente il pezzo forte del processore, no? Cioè sarebbe la parte matematica, giusto? Mi confermi, Ricky 99? E la parte sto guardando, sì, l'X1 è un A78, un Cortex A78, riscritto, cioè potenza pura. Beast! La potenza pura. Qui leggione con una, come si dice, con una mimica mai Si dice utilizzata. che col Cortex puoi andare al CEPU. Allora, e avere il 30% il dei Cortex voti in più. X1 offre il 30% in più di calcolo sugli interi ed è il doppio più veloce rispetto alla 77 sui calcoli di machine learning. Sparato un gong dopo questa pillola di cultura che ci ha regalato Iridi. Qui fa vedere che si può giocare a Cyberpunk 2077 con no scherzo, comunque adesso invece l'Hexagon 780, questo lo so, è la scheda Della videocamera. Della videocamera, sì, scheda video, sto dicendo per dire videocamera. 26 teraflops. Ma ci gira Crysis. Che sono i tops? I teraflops. Il teraflops. Numero di operazioni in virgola mobile al secondo. Tutti quei soldi, vedi che sono serviti. In parole povere, quanto cosa può fare la CPU? È la quantità di cioè quanta potenza bruta al processore.
Ah, ok. Dai, questo ti fa 26 tera che sono miliardi. Mhm. Ma aspetta, ma teraflops non è scritto così. Ah, TOPS è l'abbreviazione. Ma teraflops è... aspetta che cerco su Google. FLOPS. No, aspetta, TOPS tera operation per second. Allora forse non sono virgola mobile. Quindi io lo sto leggendo su internet, non mi prendo nessuna. Allora, i TOPS sono tera operation per second, quindi 1 trilione di operazioni per secondo, mentre i T-flops sono tera floating point operation per second, quindi 1 Esatto. trilione di floating point operations per secondo. C'è una sottile ma sostanziale differenza, però È comunque sottile neanche troppo. sì, esatto, sottile, però alla fine non parliamo prima di pizze e fighi, ma parliamo di flops qua, ragazzi. Cioè, Perché da flops a flop è un attimo. esatto. Qui stiamo vedendo il farmacista di fiducia di Lei Jun Che li prescrive. che gli sta dicendo: guarda, non c'è problema, ti faccio anche lo sconticino. Non so chi sia questo, chi è? Solo se mi prendi altre 3 confezioni blister Sarà di... qualcuno della Penso Qualcomm. sia qualche ingegnere Qualcomm. Esatto. È il famoso ingegnere Mario Mari della Qualcomm. Lei Jun torna sul palco con un passo balzanoso. È il ghepardo di prima. Esatto. E qui fa vedere, parla delle memorie, ragazzi. Si parla di memorie, si parla di LPDDR5 Solo se a il video. 100 Mbps. Tanta roba, eh. Siamo passati 6400 megabit per secondo di banda. Ah, sì. Cioè, ad avercelo sul mio computer. Ma comunque, Wi-Fi 6, quindi Wi-Fi 6, quindi per adesso non si sta facendo mancare niente a sto ragazzo, per quanto si possa criticare. Qua ha però fatto carica batteria. prima faceva di solito con le 2 mani così, Lei Jun, stavolta le mani sono veramente lunghe, per indicare che il Wi-Fi 6 è grosso forte, ce l'ha proprio grosso. E fa vedere, fa un test con Ookla, sto scherzando, fa vedere che insomma si può raggiungere i 3.5 Gbps, perché giustamente essendo in 5G, giusto? Raggiungiamo No, No, è è il il- Wi-Fi, no, questo è Wi-Fi. Ah no, giusto, quindi è la banda in generale Gbps, ok, GPPS, ok, va bene. Questo è il Wi-Fi. Sì. Non la velocità. Quindi qua 4096 QAM. non so che unità di misura sia il QAM. È la modulazione. Ah, ok. Ok. Mazza, da 1024 passa a 4096. 96. Mai. Quindi passa da 2 alla 10 a 2 alla... Aspetta. 2048. Ma mi 2 fido alla comunque, 12. non ti preoccupare. 2 alla 12. 2 alla 12. Dave, come sei messo a video? Stai ancora registrando? Sì. Sì, tranquillizzami. Bene, qua adesso fanno vedere. Probabilmente sta scaricando 1 giga. Sta scaricando 1 giga su un Mi 11 a sinistra e a destra un iPhone 12 Pro Max. E mentre già il Mi 11 ha finito e se n'è andato, l'iPhone è 1 ancora giga sta. scaricato in 5-3 secondi. Ma questi confronti non piacciono, però va bene. Qui c'è una dronata, c'è un viaggio, un volo con un drone nel famoso stadio di Udine a Shenzhen. E stanno facendo un test. Dai, ancora Penso stiamo provando a comandare i droni. Esatto. Quindi mettono proprio a fare un confronto spudorato col wifi, fanno un wifi test. A sinistra sempre il Mi 11 e a destra l'iPhone. E fanno Stanno tipo giocando Pong. alla cross col cellulare. Pong, penso, non lo so. No, la No, cross. penso fanno lo speed test a 53 metri. Esatto. E effettivamente non c'è
come si dice, non c'è trippa per gatti per il 12 Pro Max, perché effettivamente passiamo da 600 e passa per l'11 e 300 e passa per il 12 Pro in download, sempre in questo famoso stadio, il famoso stadio Dacia di Udine a scendere. Vabbè, qua stanno facendo vedere che insomma 3 round su 3 spacca potente il Mi 11. Non ci n'è, dice lei Jun, in questa cosa non ci n'è proprio. Pasta fo. Poi dire gatto, se non ce l'hai nel sacco. Oggi al mare, dice lei Jun in questo momento, e quindi sì, dice anche che c'è un routerino, così se ti fa piacere prendere, c'è una AX6000 con, quante sono? 7 antenne? 3, Sì. 6, 7, sì. Sono 7 antenne finalmente, potrei dire, vorrei anche Perché gli dispiaceva lasciare il buco in mezzo, no? esatto. E quindi facciamo dispari. È vero. In Wi-Fi 6 con tecnologia mesh. Praticamente ti dicono questo accessorio è l'antena wifi del cellulare, perché non la incorporiamo. In diretta davanti a tutti. Quindi siamo a 1 ora e 21 di presentazione, veramente vi meritate un Oscar per chi ha partecipato dall'inizio alla fine. Toras, ti veniamo a lavare la macchina. Tu vai. Dai. Io non posso uscire di regione. Oh, tornando alla batteria, quindi abbiamo detto 4600 mAh di batteria, e qua fa vedere quello che dicevamo prima, 55 whisky più 50 whisky più 10 whisky. Torni a casa ubriaco. dei watt, perché cosa sti watt? Non capisco adesso. Ah, forse che funziona sia con caricabatteria da 55, 50 e l'altro io non mi ricordo. E con un 55 watt ti riesce a fare il 100% di ricarica in 45 minuti netti. Con 50 watt caricabatteria da 50 watt ti riesce a fare 53 minuti per raggiungere il 100%, e in modalità povero, adesso lo farò vedere, in modalità povero, vabbè, qua fa un altro confrontone, fa vedere che l'iPhone 12 con 15 watt proprio Sì, è scandaloso. dice smettila, la modalità smettila, cioè. A $199 la basetta. Carina. Poi, 199 Yuan. yuan, quindi saranno 230, no, che dico, non me lo ricordo, qualcuno lo guardi online, faccio il cambio. Adesso te lo dico. Allora, no, da dollari, da yuan. Sono Non c'è. 23,93 euro. Serio? Sono serio, c'è scritto su Google, lo dice Google. Ma finalmente andiamo alla fotocamera, anche perché fra un po', cioè veramente siamo morti. 108 megapixel, bam, Vabbè, subito solito. senti. Però meglio non andare alla rincorsa dei megapixel inutili e magari avere una 25 euro. funzioni bene. 108 megapixel, quindi con un'apertura di 1.33, una da 1.85 e l'altro non l'ho letto. Al solito fa il confrontone con l'iPhone 12 e l'iPhone 12 Pro Max, dove dice che loro ce l'hanno più piccola, vedi che fa il gesto proprio simbolo fallico per dire ce l'ha piccolo. Vabbè, il sensore è più grande, più luce entra, più nitida l'immagine. Esatto. E sempre piccolo, fa così il gesto di piccolo piccolo. Così, vedi? Così. Il nostro Ma no, è così. grande così. Così. Lei giù lo ricorderò per sempre che fa questo gesto con così. E dovete È un po'- accarezzarlo così. Adesso ho detto un po' cos'ha. Non so se hai visto. Bene, fighissimo, finalmente finalmente mi sembrava logico. Stabilizzazione ottica. Stabilizzazione ottica OIS, poi ci sono lenti. 7 lenti, 7 giochi di lenti. Poi qua fa vedere che puoi farti una mica figa al 30% di probabilità. Cosa No, fa? fa Perché si è bloccato? 30% più veloce il passaggio da una lente all'altra. Qui fa vedere invece la differenza, presumo, tra il grandangolo e l'ultra grandangolo. Dai, fallo vedere adesso sto passaggio, dai.
e sono sicuro che lo fa vedere. Tanto complimenti per il lato B di questa modella. No, io sto guardando la faccia, Dio, sembra che la stiano massacrando, guarda che faccia. Quale faccia? Potrebbe dire qualcuno. No, scherzo. Non se l'aspettava. No, fanno vedere solo le foto come vengono fuori. Qua fa vedere le foto cioè col normale, con l'ottica principale, 108 megapixel, e dopo farà vedere qualcos'altro. Qui fa vedere il surfista di prima che è morto, ucciso, mangiato da uno squalo. E poi io ho i morsi della fame, ma tengo duro per la mia osteria e per il mio fan club. Qui sta facendo vedere il suo villaggio dove è nato lui. Mi sembra un po' falsa questa foto, c'è tanto sole giù. Questa presentazione veramente sembrava così veritiera fino adesso. Oh mamma mia che polemica. No, però veramente dai, come diceva Toras prima, cioè tutte queste presentazioni di confronto, dai, no. Perché? Ma perché? Cioè, c'è un telefono esagerato che è una bomba, fai vedere, decanta solo quello che quello che è importante, il lavoro che hai fatto. Non fare i confronti, che te frega dei confronti? Dai, dopo gli mando un WhatsApp a Legione che lo dico. Allora, puoi dire di avere il cacchio più grasso di tutti, ma se non fai il confronto, la gente penserà che stai dicendo stronzate. Quindi tu dici che il marketing, il vero marketing sono i numeri. Però io ti faccio un esempio, la Apple adesso non Cioè, è inutile averlo più grasso di tutti se non lo fai vedere, se non lo mandi alla tipa. Freddy, no? Giustamente. Però io dico, no? Puoi fare all'Apple maniera che tipo non fai un confronto metaforico dove dici più del 22%, ma di cosa? Di chi? Però non specificare, non fare il confronto con... Ma l'Apple non ha bisogno di confrontarsi con gli altri perché sa di essere il riferimento. Lo so, però insomma, sì. No, avete ragione, dai, ci sta di fare il confronto. Mi pento e mi dolgo di quello che ho detto. Dai. Io no. Anch'io. Anch'io. E niente, quindi adesso stanno facendo vedere che... Per fare video fighi devi comprarti un drone da 10.000 euro. Fai un attacco drone. Esatto. Quindi Comunque hanno attaccato due Mi 11, Secondo me per fare tipo l'effetto 3D dopo, non lo so. Io mi sono distratto perché ho letto un Telegram di servizio personale mio e quindi ragazzi è sicuro che io oggi morirò di fame. Niente, sono quelli devono far rappresentare il Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra Pro, il Mi 11 SE e... Quelli stanotte. Io lo vorrei tantissimo il mio 11S. Anch'io. Cioè proprio prendere al volo. Adesso io non so che prezzo ci sarà, però se magari fanno una versione che costa 500 euro e poi con uno street price e cose varie scende un po', insomma, dai, se ha tutte queste feature un pochino io lo chiuderei un occhio, no? Che dite? No? Bah, dipende, vediamo. Grazie, io mi sto sbilanciando e tu dai, dipende, vediamo. Insomma. Vabbè, dai, cuoricini, occhio, com'è? Emoji con cuoricini per Davide. Niente, qua di nuovo fa vedere sempre la seconda fotocamera, l'ultra grandangolare che sarà 13 megapixel. Ti dico, a me non piace il punch hole, cioè tutta la vita il notch. Qui fa vedere, però aspetta, il notch si è fatto bene, perché se il notch è fatto male, cioè nel senso che alla fine ti ruba una porzione di schermo quando ti vedi YouTube, non ha molto senso. Se invece e mi è capitato con alcuni telefoni, anche con OnePlus fino a quando non facevano l'aggiornamento, il punch hole certe volte è visto è più furbo, non viene visto dal telefono come se fosse un'interruzione. Ma c'hai un buco, c'avrei sempre un buco. Ma è quello, c'è gente che ha campato con un buco. Adesso faccio una battuta volgarissima su queste cose. Però scusa, togli un sacco di sensoristica. Ma se ci fosse uno sblocco facciale a 3D, perché sennò se è sempre 2D alla fine chi se ne frega se c'è sensoristico o meno. Si è cioè, non è bloccato un di nuovo. Sì, ok, ma quello che dico io è se non... Tanto vediamo Davide che sblocca tutto, bravissimo. No, si è bloccato. Dai un attimo. No, io sento... Senti me. No, sento l'audio della presentazione. Dai. Potenti mezzi.
di Davide, direttamente da Marghera. Ok. Questa 5 megapixel a che serve? Serve per fare Penso sia la seconda, No, è la terza. la terza. Ho perso il conto. No, no, cioè la prima è quella da 108 megapixel, la seconda è la grandangolare, la macro. C'è ancora la macro. Sì. Dai, beh, scusami, se mettevano solo 2 fotocamere, poi non ci sarebbe stato qualcuno, qualche babbano che avrebbe detto Avrei preferito anche sulla fotocamera, ne ho tolto una. Perché lui non sa magari che Google Nexus, scusa, Google Pixel fanno foto 1000 volte meglio di 1000 fotocamere inutili, però va bene. Ma mi scusa, sbaglio. ma quindi quella... Il microscopio elettronico, ragazzi. Ma la prima principale fa anche da zoom a sto punto? Anche da zoom, ma poco. Che cagata, ecco dove è l'inghippo. Vabbè, ti aspettavo uno zoom ottico? No, dai. Sì. Guarda qua, qui fanno vedere... Oh, la Madonna, c'è una persona dentro un peperone. Sto scherzando? Ah, Dio. Mi dissocio. No, sul serio, scusa, non è lo No, zoom. facciamo un recap. 108 megapixel principale, 13 megapixel ultra grandangolare, 5 megapixel la macro, AF. AF e poi AF. AF. Cioè, c'è scritto AF, ma non so cosa sia. Autofocus. autofocus. Ah, ecco. Allora è la macro, sì. Mentre l'altro poi alla fine c'è il LED, ma attenzione, andiamo al momento più importante, non lo so perché non capisco il cinese, anche se vi ho detto la bugia, in questo momento c'è una scrittona cinese enorme, come fa... I prezzi, questi sono i prezzi, te lo dico io. I prezzi, dai. Per e z, vedi? Non fate screenshot perché poi ve ne pentite. Voglio i vostri soldi. Esatto, qua sta facendo il simbolo, ci siamo. C'è una croce perché ti devi svenare. No, è la modalità notturna. No, la modalità come la Cyberpunk. No, notturna. Qui fanno un altro video, quindi lui va a prendersi un goccio d'acqua, belato lui, invece Greg è rimasto senza acqua qui e non si attacca. Madonna, fotocamera modalità notturna, potentissima, fa vedere che si vede. Quanto è falso? Cioè, scusate, non penso esistano No, anche dipende, perché anche Huawei aveva, non era RGB, ma era YGB, mi pare, la luce gialla catturava un sacco di luce, il sensore. Certo, quello deve mettere su un cavalletto immobile No, beh, assurdo, certo, sì. però guarda qua, se fosse vero, praticamente la Canon può chiudere. Va bene, va bene, qui stanno facendo vedere Shanghai, poi hanno fatto vedere Londra, poi hanno fatto vedere sempre Shanghai. Guarda Chosen One. Qui fanno vedere il Duomo di Udine. Non era Budapest. No, qua fanno vedere, sto scherzando, non lo so. Qua fanno vedere l'albero di Natale che c'è a Piazza Unità d'Italia a Trieste, poi qui c'è la giostra di Piazza Vittoria di Gorizia e poi qui c'è un albero di Natale, lo Spelacchio di Roma. Evviva, un flipper, cose varie, video che stanno facendo rinfrancare a Lei June che sta bevendo un goccio d'acqua, mentre io niente soffro, continuo a soffrire. Cibo. E niente. Oh, finalmente sto telefono, fanno il video, Shanghai. Fine. Come avete visto è tutto falso, adesso dice. Queste cose non si fanno. Ve l'avevo detto. Non seguitemi, ha detto così. Ma adesso ci sarà un video fatto da un noto influencer, me lo cerca qualcuno, David Rivero Martin. Sono io, è il mio pseudonimo. Esatto, è lo pseudonimo di Davide. David Rivero Martin, che in realtà è Davide Rivero Martino. Che fastidio quell'hai messa così comunque. Non c'era, il carattere non c'era. È vero, che fastidio, veramente. Sono ossessivo compulsivo, mi uccide. E niente, qui ci sono dei video fatti da Davide Rivero Martino, che è un noto influencer È un regista, credo. di Casarse delle Delizie. Lui è di Casarse delle Delizie. Allora, colorist David Rivero Martin. È un freelance colorist, non so cos'è, un fotografo. Colorist È colora. quello che colora gli album, quelli là in bianco e nero. È un Vedi, professionista. guarda, è passato prima, ha cambiato l'immagine, l'ha colorata. Era nera, poi l'ha fatta bianca. Cioè, a colori. Ma questo è Vabbè.
Quindi qua hanno lanciato fortissimo in aria uno Xiaomi Mi 11 e hanno fatto una foto aerea. Qui invece c'è Ah, ho capito cos'è. Praticamente il colorista forse bilancia i colori. Studia sarà i tipo, ok. che colori. so, è presente tipo la fotografia, tipo il tecnico delle luci, dai. Penso, Tecnico del colore. Sì, Tecnico del colore, suppongo sia spagnolo, ma abita in Cina. Mhm. È bello sapere Io tutto. Io Quindi so che probabilmente avrà fatto da consulente. sì, esatto. So anche che Martin, come si chiama questo qua, è celiaco. E che E quindi in Cina va 2 bene anni perché fa, mangia riso. esatto, 2 anni fa ha vinto un gratta e vinci Qua dici all'autogrill che se lanci il cellulare attraverso una roccia la spacchi a metà per quanto il gorilla è resistente. perché c'è Victus di Esatto. Gorilla Corning Glass Quindi Victus. guardate che bello, avete creato... Non so perché, ma sarà che c'ho l'ormone alto, ma a me ricorda qualcosa di sessuale questo arco. Non so. No, Vabbè. a me sembrano No? solo... No, con una gamba che si sta muovendo. Ok. Però in base ai gesti che fa lei Jun, che dice così, secondo me sta sempre parlando di cose sessuali. No, dici che tu puoi fare un Vedi che buco così se lanci il cellulare. un buco così. Quindi adesso fanno vedere Che è capodanno da loro. il capodanno cinese che è già partito in Cina 2021. Capodanno cinese che è stata la causa di tutto il casino di quest'anno. Vero. Ma per te uomo che stai ascoltando questa diretta e sei un pazzo perché sono 2 ore di diretta, ti posso Diletta. dire di No, diretta 1 ore e alle 8, 36 siamo. esatto. Praticamente Ma ti non ha posso dire, salutato, scusa. sappi che a Trieste, ma fammi dire sta cosa, che fammi dire che a Trieste c'è una grossissima organizzazione sociale cinese. Questi si incontrano, una associazione culturale cinese. Quindi per chi è interessato, mi sembra che si chiama un uomo originalissimo, tipo quelle cose del Lago Rosso, sai, quelle cose Carlo Niente, Parlante. qui stanno facendo vedere che puoi fare quelle stupidissime foto da Fighe influencer. però, a me piacerebbe. Boh, ritiro quello che ho detto solo perché ho già detto delle cattiverie su Davide, quindi queste foto fighissime che puoi fare. Esatto, qui fanno vedere che c'è puoi farlo anche coi video adesso. Che figo, non aspettavo altro. Toraz, tu non aspettavi altro, no, di fare questi video? Sì. Molto TikTok. Ormai qui è ora di cenare. Dai, trattieniti, ormai abbiamo finito. Dai. No, Adesso spera. manca ancora il prezzo. Intanto, informazioni meteo a casa di Davide, fuori piove. Questo che ho bestemmiato ho detto zio, attenzione, non mi fate più Puoi farlo male. diventa un telecomando anche. Allora, cosa dice qua? Qua abbiamo l'NFC e te pareva, cioè su 1000 euro di telefono, va bene. Poi in inglese e in cinese il No, sensore, l'impronta sotto display. l'impronta sotto il display, ma che ti fa anche da cardiofrequenzimetro. Tu Qui dici? fa vedere che usando il dito Ah, sì, ti fa la pulsazione. Ti fa la pulsazione e ti dice qual è il livello di stress o di ingrifamento sessuale. Vedi? Qua, e quando vibra forte ti dice che c'è un choice. ingrifamento potentissimo. Ha un'aria potentissima. It's over 2000! E niente, quindi c'è questa vibrazione, Sai cos'è la vibrazione? L'elettro... No, il... elettrostimolatore. Esatto. Un elettrostimolatore per gli addominali No, è quello che fa libera. che solo Ricky 99 ne sa. Sappiamolo che è il nerd più potente del mondo. I lardominali. No, vabbè, adesso è Natale, ma poi ti rimetti in forma. Qui fanno vedere che c'è il giochino, come si chiama? Vabbè, un giochino che va a 60 frame per secondo, sempre solito 5. Wifi, puoi andare Wifi e 5G insieme, non si sa mai, non c'è poco segnale. O per avere un ping da paura, io incomincio a vedere tutto bianco, sarà che ho perso le energie, ma ce la faccio, ce la farò, tanto sta finendo, adesso c'è questo e poi il prezzo, lo so, e Jun non mi deludere. Ma mi sono perso una roba, quanto è grande il display?
6,5? No, di più, dai. 6,7? Non lo so, 6 qualcosa sembrava effettivamente. 6,7 forse. L'hub di Xiaomi. L'assistente. Attenzione, c'è l'assistente, questo però sicuramente sarà per la Cina. L'assistente, come si dice? Il curiosone, l'hanno chiamato l'assistente curiosone 24 ore su 24. Ascoltiamo quello che dico e dite a casa vostra. Approvato dal governo cinese. Aia, sta Volete cosa. sapere una cosa che a me non funziona il mirror dello schermo sulla TV? Tutti e due Xiaomi. Ma invece a me, sai che è una cosa assurda? Che certe volte il Mi Band 5 non mi funziona solo Xiaomi. Cioè, ma com'è possibile? Ma dico, ma com'è che non è Aspetta, implementato? è il Xiaomi Home. Mi Home, si è di nome impappinata da sola. Uomo. E quindi non posso eliminare le automazioni. Ah, ok. Comunque, questo che state vedendo si chiama Xiaomi Share, che dirlo veloce può farti inciampare e morire. Xiaomi Share! Vedete la mia velocità? Questo si chiama Xiaomi Share e puoi condividere tutto quello che vuoi, tranne Davide, dal telefono allo schermo. Non mi fermerai, io sono di tutti. Bene, le mie papille gustative ormai sono la mia lingua è completamente intorpidita perché non ho più liquidi, ma vado avanti. Glejun col suo tipico gesto dall'inizio. Attenzione, torniamo ai telefoni. Abbiamo la versione nera, la Belli versione colori. la versione azzurra, la versione purple e la versione oro, ma queste secondo me sono le versioni pelle. Io insisto su questa cosa le perché ultime due sono le versioni pelle. secondo me sono versioni belle, raga, perché vedi che c'è quell'effetto tipo, o forse le ultime due, forse le versioni ultime belle. No, sono le ultime due secondo me. Sono le ultime due, quindi hanno la versione pelle. Ricordiamo, stiamo facendo un recappone, quindi 2K più 120 Non si è a te che bloccato stai mai. no, perché È ripartito. 2K più 120 Hz. Qui Lejun fa il gesto tipico, ma che ne sai, italiano. Si è fermato, in questo momento sta facendo un moonwalking al contrario, ecco. È tornato, fa il suo solito gesto, adesso va velocissimo, spiega lo schermo, ti rispondo, è 6.81, caro Toraz, a 515 ppi, 1500 nit, ma quindi l'altro che versione è? Porca miseria. 120 Hz, 480 Hz di Audio? no, l'ha detto prima Toraz, ma non lo ricordo. Che in questo momento è andato a mangiare, secondo me, è andato alle Stavo leggendo dell'altro che... pensavo che era andato alle macchinette dall'università. Quindi se il Mi 10 vi costava 1399 yuan, che per voi comuni mortali che non conoscete il cinese come me, in realtà lo sto cercando su Google, 3990 yuan, che sono 500 euro secche, quindi non il prezzo che noi abbiamo visto qua in Europa, quanto costerà la versione Xiaomi Mi 11 del 2021? Te lo dico subito o te lo dico dopo, sono pronto a scrivere il Secondo me è lo prezzo, stesso prezzo, vuoi vedere? sono pronto a mettere anche un rimshot appena lo mette, però dillo lei, ecco, è anche bloccato, no, si è sbloccato, adesso va velocissimo, dai che sono pronto. È nervoso. Posso fare il rimshot oppure l'errore di Windows XP in base al prezzo, se alto o basso, ditemi voi. Secondo me è lo stesso prezzo. Dici? Sì. Potrebbe essere, effettivamente potrebbe essere una genialata. Intanto Legione è preso da delle crisi convulsive, Epilettiche. epilettiche. Ti ho detto convulsive, vabbè dai. Fa il suo solito gesto dei... Madonna! Ti ho detto io che era lo stesso. 3999 504. 3999 Kinder Bueno cinesi per la versione da 8 GB più 128 Vabbè, però GB. aspettate, non c'è il caricabatterie. Non l'ha detto e non lo dirà mai Legiun in questa presentazione, spero. Fai il solito gesto per dirti che stavolta che potrebbe fartelo così, Davide. Allora, i prezzi sono 3.999 la versione 828, E abbiamo detto 504 euro.
4.299 la versione 8 256, la 542 euro. 4.699 traduci 12, 592 euro. quindi in Italia secondo me quei 500 sono 1.000. Millino. Ma scusa, ma conviene comprarlo su Bagwood? Dove conviene comprarlo? Cioè gli ultimi due arriveranno al millino. Sì. Il primo sarà sugli 800, 799. La butto lì. Sì, potrebbe essere, sono d'accordo. E quindi potrebbe essere che poi Street Price, una cosa e l'altra, Covid-21, eccetera, eccetera, arriviamo a 500 euro. Ma attenzione, non bastava copiare tutto, ma abbiamo copiato anche il Mic Air, quindi abbiamo anche una sorta di garanzia, presumo, di assicurazione sul Sì, come telefono, quella dell'Apple. pagando 679 euro, penso in totale, compreso il telefono, presumo, potrete avere No. no. Cioè sì, giusto, sì. 679 yuan in più. Esatto, quindi Che top sono one, 85 euro. che più o meno è quello là. E Quindi, hai pagando, un anno di garanzia. quindi per quello non ti diamo né cover né carica batteria. Sto scherzando. Ecco, lascia. Ma attenzione, in questo momento c'è il One More Thing, secondo me, perché ci sono i 3 puntini di sospensione. No, non so. Qua, niente, qua sta dicendo su WeChat potete trovarci, mi potete scrivere e mi potete manderò trovare. cose grosse così. Esatto. Basta scrivere un messaggio scritto in cinese, però send nudes, e riceverete delle immagini eloquenti di Lei Jun. Ma ci siamo, sono le 2:15 del 2 gennaio, penso, perché sarà durata 4 giorni questa. Sono stanchissimo, se facevo una maratona mi pesava meno. In realtà è tutta indifferita. No, attenzione, finalmente fanno vedere la scatola super slim con scritta Harman Kardon davanti, Xiaomi Mi 11 di lato, poi c'è la firma colossale come il mostro colossale. Ma attenzione, l'immagine che non volevamo vedere in realtà si è appena rappresentata. Lui sta spiegando, siccome ci stanno un sacco di cariche a batteria nel mondo, vuoi vedere che io non faccio come la Apple e ti tolgo anch'io il caricabatterie? Ebbene sì, quello che speravamo non succedesse, ma solo per una questione di coerenza, non è successo, quindi sì. Toglieranno il caricabatterie e qua ci sarà un flame pauroso. Facciamo il flame, fatemi sentire il flame, dai. No. Allora, fermi tutti. Sì. Sapete quel messaggino prima in cinese che era uscito, no? Che parlava di WeChat? Sì. Allora, cerca su WeChat l'account ufficiale Mi Mobile, rispondi a 5 semplici domande su Xiaomi Mi 11 e partecipi a un'estrazione di un Mi 11. Ah, dai, l'hai tradotto, sei un grande. No, Google Traduttore. Figo, vedi? Io pensavo invece che fossero le immagini nude di Lei Jun su WeChat, invece no. Vedi, però in Cina ne fanno tanti di questi giochetti qua. Ma saranno domande in cinese comunque. Penso proprio di Certo. Che palle. tipo quanto sale metti nel peperoncino di Sichuan. Vabbè, quindi 500 watt abbiamo detto, vedi? Allora lui dice, però attenzione ragazzi, questo ve lo posso dire io, a soli 99 yuan, credo, oppure direttamente con la confezione da 4098 potrete avere una confezione a parte di caricabatterie. Quindi 3.999 più i, non mi ricordo, yuan di prima, per chi vuole un prezzo Mi pare era sociale. 4.062 la confezione con Ecco, il caricabatterie. 99 fermi. anni può essere? No, non credo, 99, vabbè, non so quale sia il prezzo, però un prezzo penso sociale. Potrete avere un caricabatterie 500. Ah no, penso che ti fanno tipo scegliere se Sì, prenderlo sì. o no col caricabatterie. Esatto, se prendo almeno col caricabatterie a parte esterno, Ecco, e questo ha senso. questo ha un senso, quindi dai, si redime in questo modo Xiaomi, quindi chi è quello stupido che lo prenderà senza caricabatterie? Però vabbè, poi
A meno che lo paghi, non lo so. Voi dite che non si pagherà? O si pagherà a parte? Qui c'è scritto di no. Si spera. Eccolo, 99 Kinder Bueno cinesi per avere il caricabatterie. Bella la cover. 99 duplo per avere la cover dietro e 69 la posizione. 69 esatto, cose zozze per la cover inquadrata in gomma e per quella non so cos'è, trasparente, no, No, Sì. no, era Mazza, con i 299. brillantini, con forse Swarovski. non so. Io credo che la presentazione sia finita perché adesso Lei Jun ha gli occhi spenti, ha appena No. fatto un swipe sulla sua Mi Band per vedere che ora era e questa cosa è stata fighissima. Niente, qui fa vedere che lui ha 75 anni, no, cos'è? 75 Ancora 75 giorni di vita. o 75 secoli considerati i suoi soldi. E niente, qui mi sa che siamo quasi alla fine della presentazione, lo spero, quindi speriamo di finire in 2 ore. Ma come mi manderai il video, Davide? Parliamo di questa cosa in diretta. WeTransfer, un OneDrive, non lo so. Ah sì, tu te ne intendi di trans, quindi puoi fare No, fai un handbrake. esatto, fai una Madonna mia, ma perché quel ragazzo è così Cos'è intelligente? che devo fare? Trasferisciti a casa Un mia. handbrake E cos'è? L'applicazione Embrace è tipo un... convertitore, un compressore, dai. Sì, esatto. Comprimi un video, magari lo fai piccolino, tipo a 720x30 frame per secondo, così diviene più piccolo. Lo puoi fare? Sì, dimmi sì, dai. Sì. Non lo so. Oppure fai una cosa tristissima, che lo fanno veramente, me lo mandi via Telegram e lo fai fare a lui, però non finirai mai. No, in realtà io finisco. Comunque vedi, se riesci a fare con Handbrake, così fai anche questa experience di usare Handbrake. Vabbè, mi mandate il link su Discord. Madonna, basta che scrivi freno a mano in inglese, Handbrake. Ah, freno a Freno a mano. Ah, ok. Sì, freno a mano in inglese. È vero? E niente, qui Funziona, per dirti, l'altro giorno ho compresso 40 minuti di video da 2 giga e mezza a 700 mega vedi. usando un preset suo senza modifiche. Attenzione, nel momento fatidico è quasi arrivato. Qui fa vedere un Lei Jun con delle Stan Smith rialzate sul palco, che quindi presumo che siamo alla fine. Prima, un attimo prima, quando stavate parlando, ha fatto vedere che Xiaomi quotato in borsa ha raggiunto dei livelli stratosferici. Questo l'ho letta come notizia. Ho delle quotazioni in borsa da paura. Non so se internazionali o solo la borsa cinese, non lo so, però sembrano straordinarie. Mi ricordo più Sarà a l'articolo. Hong Kong. Sì. Qui fa vedere il suo diario personale dove indica che ama e lova tantissimo e Osteria e soprattutto lova tantissimo Davide Carcaro, Ricky99, Torase e il Nicole che è andato a mangiare alla faccia nostra, e quindi faccio dei saluti e ringrazio veramente Vedi, c'è anche taggati. c'è anche taggati, vedi? Chiocciola Mi Fan Club Friuli Venezia Giulia e Mi Fan Club Veneto. Vedi che ci ha taggato, ci ringrazia, in questo momento ci sta ringraziando in cinese. E dillo sto niao e chiudi sta diretta di 2 ore. Ci siamo quasi, dai, ci siamo quasi. Siamo stati abbastanza dissacranti, eh? Sapete che Xiaomi ci odierà per questa diretta che abbiamo fatto? Siete stati cattivi, sappiatelo. Ma non abbiamo fatto commenti sui cinesi. E non facciamoli alla fine, per favore, perché sennò devo... Guarda Davide che sta zitto, che non vuole sentirsi, non vuole perdere la sua carica di presidente del Friuli del Veneto. Che tu lo so cosa vuoi fare, tu ti vuoi prendere anche il Friuli Venezia Giulia, no? Vuoi fare tipo come Risico, Esatto. metti 3 cararmatini sul Friuli. E quelle che avete sentito erano le mie nocche, scusate. E niente, siamo a 132.000 persone e 673 che si sono rotte le palle di questa presentazione lunghissima. Dai, è lunga, chiudila. Aspetta, deve presentare un altro telefono. Ha fatto solo uno. No, ma tranquillo, a fine gennaio uscirà il Mi 12. 11 Pro.
No, esce proprio il 12. Mi 11T. Esatto. Niente, qui state vedendo c'è un high con i famosi caratteri, quelli da Times New Roman che utilizzano Aspetta. le applicazioni. Vediamo Fallate. cosa ci dice. Sbaglio comunque anche la Apple ha fatto One Last Thing e l'ha fatto dopo un po'. Probabilmente Sì, la ha faranno copiato da più. Xiaomi la Apple a fare il One More Thing. Cioè, l'ultima cosa. Sì, sì. Hanno fatto gli Mac M1. In questo momento abbiamo sentito uno sparo a casa di Ricky. Era Ha casa ucciso mia. un fagiano. Ah, era a casa tua. Allora, Davide fu ucciso un fagiano in quel di Mestre. E niente, sempre con sta scritta 132.673 che il nostro Ricky sta cercando. Sono i preordini. Oh, cavolo, quindi può essere che sono 132.000 preordini? Però mi sta cambiando continuamente la traduzione. Aiuto. Oh, ok. e qua è il nipotino di Lei Jun, non lo so. Guarda che bella la stellina rossa. È carino, dai, questa immagine strappa budella è carina, dai. Vedere Una lacrima strappa storie. un mito grande, un mito piccolo e un mito vivente. Notate che ho fatto la battuta. Carino col bacco shiny. Ma è suo figlio? Non lo so. E anche lui è vendibile in preordine, anche lui. Quel bambino. È così. E niente, salutiamo Lei Jun con le sue mani lunghissime. Ti prego, fai un'altra volta il gesto del così grande. Non lo fa. Basta, adesso sta a mani giunte. Ci siamo quasi, lo sento. Disponibile dal 9 febbraio. Dai, grande Ricky che ci dà delle informazioni vere in questa lunghissima diretta dove abbiamo detto cose fintissime. E quindi il 9 febbraio sarà disponibile in tutte le cartolerie e gli autogrill d'Italia il Carica batteria. caricabatterie del Mi 11, ma non il Mi 11. Il Mi 11 sarà disponibile, ma sì dai, facciamo sta marchetta, sul Mi Store Italia, quindi in tutti i negozi Mi Store, compreso il Mi Store di Udine e di Marghera, giusto? Sì. Marghera di Marghera, e sul Mi Shop online, qual è il sito? Oddio, un lapsus. Mi.com. Mi.com sarà possibile acquistare il MIUI 11 e ricordatevi che questa diretta non finirà mai, ma è per le mie esequie potrete regalarmi un Mi 11. Quindi facendo un bonifico all'IBAN IT, anzi FVG. Qua una piccola parentesi, giustamente stanno ringraziando, presumo, un fan che ha fatto un Me Too sulla sua tuta anti-Covid in un ospedale, e quindi qua lo faccio veramente, lo dico col cuore, un clapping a tutti gli operatori sanitari che si sono fatti il mazzo così in questo anno. Qui fanno vedere un altro film fan che spera di ricevere un Mi 11 per questa cosa che ha fatto, dove scrive ai 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 quanto voglio bene la MIUI. Questa battuta è pessima, veramente, mamma mia, sono stanco. E niente, mi chiedono su Telegram, la mia donna mi chiede se ho finito la diretta e mi sembra assurdo dirlo 2 ore dopo che ancora non ho finito. Io non la direi ancora. Infatti no, perché ancora non siamo 2 ore, siamo 1 ora e 58, quindi siamo sotto le 2 ore. Quindi praticamente abbiamo girato Balla coi lupi da soli oggi. E ricordatevi sempre, always believe, se poi me lo togli non lo posso più leggere. Comunque il gesto della mano in quel modo lo sto continuando a fare. Always believe that something wonderful is about to happen. Complimenti Greg, che pronuncia maccaronica del tuo inglese per dire questa frase meravigliosa. Viva Xiaomi, viva la Cina, viva il Friuli Venezia Giulia, viva il Veneto. E viva la P! No! Ti prego. Poi non me lo fare questo, sulla finale non me lo fare. Forse questa sarà l'unica puntata senza censura. E infatti Ricky stava dicendo evviva la finestra, giusto? Esatto. Evviva la finestra. E niente, ci siamo quasi, lo sento, si sta per abbottonare la giacca.
intanto mi stanno chiamando, vi dico Non che è un risponderei. 0182 e Xiaomi mi dice che è un presunto spammer. Io ti credo, quindi niente. Adesso ci sono dei ideogrammi cinesi con un punto esclamativo finale. No, esatto, era viva la finestra. E chi la castiga? Le famose finestre Panto venete con Mastroda che fa è un po' l'orgoglio veneto, le finestre Panto, vero Davide? Sì, che no. Non lo so. No. Non tanto. Dai, le finestre Panto in tutto il mondo, ma anche come si chiama, l'Emiflex è veneto se non sbaglio, no, l'Emiflex è emiliana, non lo so. Wish. E qua si fa praticamente un marchettone potentissimo, lei giù dicendo che è l'uomo dell'anno per Wish, che sarebbe l'equivalente del Times, Times, cos'è quello che fa le copertine al mondo? Il Times. Sì, il Forbes. Times. Esatto, Anche quindi Forbes. lui è contentissimo, qua sto dicendo, sto leggendo il labiale, lui è contento e onorato di essere l'uomo dell'anno 2021? Vabbè, 2020 o 2021, quello si vedrà, comunque è l'uomo dell'anno, con questa foto carina, devo dire la verità, non è male. Fatta Sembra tipo la conta Ponte. Questa foto fatta con un Mi 11 con apertura focale di f2.1, sto scherzando. Vabbè, dai che ci siamo, finisci Lei Jun. Insomma, se volete finire, perché io so che io ho paura che se noi finiamo, poi alla fine è come il video dei come si chiama? Esatto, come i film della Marvel, no? Che poi alla fine tu ti sei alzato e ti sei perso. Qui fa La scena vedere. post credit. Esatto. Qui fa vedere in questo tweet dove c'è un Sarakao Murakada che scrive Lei Jun mi fa impazzire, e qua invece c'è Luai Lentun che dice che è felicissima di avere comprato in questi anni le 92 versioni di Mi 10 E le sue varianti della MIUI. e le sue varianti, esatto, e quindi non vede l'ora di prendersi il MIUI 11 e spera che ci siano almeno 130 versioni di questo telefono disponibili per il 2021. Qui invece c'è Len Jun Kai che chiede a Lei Jun ma com'è possibile che No, questo sta dicendo vorrei essere come lei un giorno. Esatto. No, però c'è l'appunto di domanda, potrò essere come lei un giorno? Scusa che Ecco, sì. conosco bene il cinese e quindi fa così, ma adesso da questo sorriso capisco che lui sta rispondendo, adesso leggendo il labiale, mi spiace, ma solo quando ce l'avrai così e fa quel gesto immenso, come me potrai essere un vero Lei Jun, della stirpe dei Jun, come disse lei. E niente, se fai vedere un altro tweet ti uccido Lei Jun, ti giuro. Ho i crampi della fame, dico solo questo. Pensa se mi prendevo 2 ore di permesso. Qua si è fatto l'inchino, attenzione, l'inchino è stato fatto, Lei Jun diventa anche serio per questa cosa qua. Ma 4 volte ha fatto l'inchino. Niente. Comunque, eccolo, fa ok, ci vediamo il 16 agosto, così è scritto, non so. No, ci vediamo alle 16 e 8 minuti, ci vediamo per presentare il Mi 12. E Toras ride sotto i suoi baffi, che sappiamo che hai i baffi, Toras, dillo che hai i baffi. Sì. C'hai la barba. Sì. C'ha la barba. Righi, tu c'hai la barba? Qua. No, sono fatta Di stamattina. birra e di finestre il baffo si impregna. Grazie per aver corretto in giusto modo la parola finestra. E niente, bellissima la tua cravatta. E niente, qui fa vedere che se riesce a Davide fare l'ok. esatto, e se Davide la prossima volta non dice tutte queste cattiverie in una diretta, lo fa così, c'è scritto, vedi? Te lo fa così grosso. L'ok parlo, Ok? Pensate- sì. Dai, chiudi, lei! Cacchio!
Lei, chiudi. Mi è finito il wifi, mi è arrivato un messaggio da Fastweb dove ho scritto basta. Gentile utente, è finito il tuo wifi. Oh, eccolo, no, sì. Quindi piccolo riso 11, versione così, vedi? Grande così. Te lo firmo che è così. Vedi, conosco anche il linguaggio dei segni. Saluto tutti con le manine cinesi. Mi 11, lei June Signature Edition. Signori, è finita la puntata, è stato veramente bellissimo stare con voi per 2 ore e 5 minuti. Ringrazio ancora in ordine di apparizione Nicola, che poi è sparito. Secondo me non è finita. Non dirlo, ormai è così e basta. Però È un bello PC speciale. Wow, c'è anche la special edition. No. Ah, ecco, è perché pomeriggio presentano la special edition. No, voglio morire. È tornato sul palco, lei giuro. Ha fatto veramente la one more thing. È tornato sul palco e ha detto: guarda qua. Non bastava non bastava farti 20 versioni già al day one, ma ti faccio anche già una versione special edition dove all'interno ci saranno dei Kinder Bueno, esatto. E la versione bianca avrà dei Kinder, no, cos'è, dei Ferrero Raffaello, come si chiamano quelli bianchi? Oddio, basta. Xiaomi Special Edition. Io dico che se qualcuno sentirà questo video, questa diretta, post diretta, quindi questa differita tutta, si merita la mia stima. Può mandarmi un messaggio privato e gli manderò un cadeau personale. Ti mando il cesto di Natale che mi hanno fatto a me, te lo giro così come. Vediamo cosa c'è dentro la sconfezione, comunque, che mi sembra il doppio di quella normale. Quindi com'era la Yes Edition, giusto? Cosa c'è scritto? No, è tipo una versione speciale dedicata alla June. La Legion Edition. Esatto. Quindi lei giù che si fa il regalo per se stesso. Oh. Sono come le famose medaglie di Barack Obama. Io intanto avverto in famiglia che non sono stato risucchiato. Sto scrivendo ancora, siamo in diretta e vi giuro che leggerò spudoratamente quello che mi risponderanno senza alcuna censura. Intanto do un'occhiata al gruppo, tutto ok. E niente, quindi c'è un pannello solare sulla confezione di questa Yes Edition. Non so, è uno Yes o un Yex? Una Sex Edition. Oh, è una Sex Edition. Ecco, vedete, alle ore 20 questa sera ci sarà. Primo gennaio. Il 1 gennaio, scusa, hai ragione. Ricky, si vede che ha gli studi del cinese più freschi del mio. L'1 gennaio alle ore 20 sarà disponibile una diretta con Lei Jun che spiegherà a sfondo sessuale. Esatto, minuziosamente tutto su, vedete, sta facendo il gesto su quella cosa che ha solo lui. I suoi desideri. Esatto, i suoi desideri. Quindi niente, io spero che questa diretta non venga sentita dai vertici Xiaomi dopo tutte queste cavolate che ho detto. Però dai, bisogna dissacrare un pochino, bisogna giocare, dobbiamo fare spettacolo. The show must go on, ma quando però supera le 2 ore e 08 lo show potrebbe anche finire. Ok, questo era Davide che ha letto in cinese. Hai scaricato Handbrake in cinese, no? Sì, esatto. Stai scaricando? No. Fallo piccolo il video, mi raccomando. Piccolo quanto? Quanto quello di Jun? Che dite? Sì, esatto. Piccolo così. Anzi, piccolo riso così. Ho detto Xiaomi, l'ho sentito, ho detto Xiaomi, ho capito. Ciao Mi. E niente, qui sembra Sì? di sentire Peter Griffin che fa la traduzione all'ONU.
Quindi niente ragazzi, fa vedere qua con la sua firma che siamo arrivati al 2021 con Cyberpunk. questa diretta. Esatto, Cyberpunk 2021. Esatto, questa è la versione cinese di Cyberpunk. E niente, lui sta dicendo adesso, aspetta che ascolto, sono veramente felice e contento Sono di veramente mangiare, euforico. questa sera il flico. Il flick. Figo. Cos'è il figo, frigo? saluto, Sembra qualcosa va. di buono. Il frigo Se n'è è molto- andato. E tu l'hai mangiato alla si Ah, alza sì, le sì, persone sì, sì, con la sì, sì. mascherina, una attaccata all'altra, ma si sa che di problemi non ce ne sono. E niente, è finita la diretta, ragazzi, eccolo qua di nuovo. Tutti si alzano. Bene amici, allora... Bene amici, esatto, bene amici, come dice quel famoso Andrea Galeazzi. Andrea Niente, Galeazzi. di nuovo ringrazio tutti per questa lunghissima questa maratona mentana praticamente che abbiamo fatto per presentare la MIUI 11. Il mio 11 non ce la faccio più, sto iniziando a dire cose senza senso. Puoi stoppare Davide il video, se no mi fai altri giga di roba. Ringrazio tutti, ringrazio per questa puntata lunghissima, vi voglio bene, siete la mia famiglia, ho una famiglia pessima, no, sto scherzando. No, sto dicendo cose a caso. Volete fare un saluto al volo? No, va bene, no dai, scherzo. Io vorrei salutare la mia famiglia, mia madre, mio padre che mi vogliono bene. Va bene, anche noi vogliamo bene la tua famiglia. Ricky, vuoi dire qualcosa? Saluto tutti i miei follower. Esatto, dai, un saluto in friulano, dai, e poi un saluto in veneto da parte di Davide. Mandi. Ok, vai Dave. Beh, amore. Ah, devo mettere la sigla. Cos'è? Beamo. E con queste parole suadenti e con la musichetta di Ricky metto la sigla e quindi finisce questa leggerissima e delicatissima puntata. Ah, stoppo tutto. Ciao amici. Buon pranzo.